patrimonio mondiale con responsabilità, magari prendendosene pure cura direttamente, come hanno fatto i ragazzi che hanno partecipato al Campo Sentieri 2022, organizzato sul Passo Rolle, alla caserma della Guardia di Finanza, dal CAI del Veneto, dalla SAT di Trento, dal CAI Friuli Venezia Giulia, con il sostegno della Fondazione Dolomiti UNESCO. Stiamo sistemando un sentiero, e come faremo anche nelle prossime giornate. Sta migliorando la qualità man mano che salite? Sì, dai. Diciamo che la montagna va tutelata e mettendo a posto i sentieri o tirando via la spazzatura che la gente butta per terra è un bel modo per salvarla. È la prima esperienza per te questa? No, anche col CAI di Ravascletto noi andiamo per esempio a dormire 4 giorni, quando non c'era il Covid andavamo a dormire 4 giorni nelle caserme vicino al nostro territorio. Il tuo approccio con la montagna qual è? Sei abituata ad andarci, la frequenti? Sì, è bello andare perché comunque vai in montagna e ti senti libera. I ragazzi sono 40, abbiamo circa 20 accompagnatori, tra accompagnatori di alpinismo giovanile e addetti alla manutenzione dei sentieri. I ragazzi sono provenienti da tutto quanto il nord-est. Questa è la bellezza di questo campo, mettere assieme tante realtà differenti provenienti da territori differenti, sia per quel che riguarda i ragazzi che dormono assieme e sia per quel che riguarda gli accompagnatori. Si parte in cammino e si affronta un sentiero che sarà soggetto alla manutenzione sia per quel che riguarda il colore, ma anche da parte fisica, picco e badile che non guasta mai. Anche l'anno scorso sono venuto a fare il Campo Sentieri, mi sono trovato bene e divertito, quindi sono migliorato a disegnare i segnalini. Possiamo dire che state formando i cittadini delle Dolomiti? I ragazzi saranno il futuro. Stiamo facendo come adulti e con una certa età quel lavoro di trasmettere a loro l'entusiasmo e l'amore per la montagna, per le cose che vengono fatte, che possa essere montagna, che possa essere studio o che possa essere lavoro. Sempre amore sulle cose. No, bisogna la perfezione qua, se no... E racconterò che è stato divertentissimo, che ho fatto un sacco di amicizie e che sono molto orgogliosa e felice di appunto aver aiutato a diciamo, mantenere la bellezza della montagna. Buongiorno, buongiorno, avete visto che bel video? Questi sono i nostri giovani, non sono le baby gang, noi dobbiamo parlare di questi giovani che stanno cercando anche loro una nuova strada, il loro percorso, il loro futuro. Il loro futuro è anche nell'ambiente, un ambiente che viene un po' pilotato, senti quello che senti, poi se vuoi dire qualcosa in più guai perché intacchi la politica, intacchi qualcosa che non puoi, non lo devi fare, perché puoi nuocere a un grande business che c'è in corso, però loro ci credono, avete visto che belli sono? Ma cosa lasceremo a questi ragazzi? Ne parleremo questa mattina con Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Adico, Associazioni Difesa Consumatori. State molto attenti a quello che dirà Gianluca Codognato perché è importantissimo questa mattina. E saluto anche finalmente che ho ospite Martina Varini. Ciao Martina cara. Voce Martina, eccola qua, la bella Martina, mamma di Leonardo, questo grande amore di Martina Varini che è uno dei suoi 3 figli, questo figlio adorato, anche le 2 ragazze, ma c'è soprattutto Leonardo che ha bisogno delle sue cure. Così sentiremo a distanza di tempo com'è la situazione. Grazie, sai Martina cara, di essere qui con noi. Allora partirei proprio da te Martina, nel senso che abbiamo visto questi ragazzi, questi bei ragazzi, abbiamo visto anche queste fragilità, molte fragilità, la fatica di essere ascoltati, di avere quello che aspetta di diritto anche come genitore,
tanti paletti, sì ci sono le leggi, c'è l'aiuto, ma poi se non arriva cosa me ne faccio? Dove vado a sbattere la testa? Com'è la situazione a distanza di anni? Perché io so, tu sei una guerriera, tu con la tua famiglia hai combattuto tanto, sei riuscita proprio a far sì che Leonardo abbia quello che gli aspetta di diritto, una casa adeguata a lui. Prego Martina. Molto difficile. Io combatto ogni giorno per Leonardo. Ultimamente lui si è anche aggravato, come ha una malattia in più a tutte quelle che aveva, e quindi sto combattendo anche con la sanità, perché ho trovato purtroppo dei medici non in grado di sistemare il discorso di Leonardo, con diagnosi sbagliate, quindi con perdite di tempo, e dopo il discorso di dover trovare una carrozzina adeguata, devo sempre fare 200.000 carte, una burocrazia veramente, con queste ragazze disabili, diciamo, che hanno bisogno di tutto, devo sempre combattere ogni giorno sempre. Martina, devo combattere ogni giorno questa grande burocrazia, però la fragilità dovrebbe avere un percorso diverso, dovrebbe essere più aiutata, più supportata. Io dico sempre, ma cosa servono i servizi sociali se dopo io mi trovo con le spalle al muro e non riesco a gestire questa situazione perché non conosco, non so a chi rivolgermi? Ecco, io sono dell'idea che bisognerebbe cambiare anche quello che è il ruolo del servizio sociale. Io capisco che quando tu bussi tante volte è chiuso, perché naturalmente stanno cercando di supportare delle famiglie, delle situazioni, ma io non posso trovare chiuso l'ufficio. È un ufficio che dovrebbe essere aperto dal lunedì alla domenica, come gli ospedali, come tante situazioni, come anche i ristoranti. Deve essere aperto 24 ore su 24, perché l'emergenza della fragilità può arrivare in qualsiasi momento. Io devo trovare un punto di riferimento. Non abbiamo più medici di base, non abbiamo più preti, non abbiamo più suore, non abbiamo più niente. E cosa fanno queste famiglie? È questo che mi preoccupa, perché il percorso burocratico non dovrebbe farlo il genitore, che è già strapieno di carte, dovrebbe essere accompagnato da un adeguato servizio. Per figlia sveglia suona. Sveglia Veneti! Avete sentito? Guardate che non ho toccato. È partita da sola. Questa è la dimostrazione che mi sta rispondendo Sveglia Veneti. Ma noi siamo svegliati. Il problema è che non riusciamo a capire dove andare a bussare. Nonostante, come hai fatto capire, c'è un'emergenza sanitaria per le fragilità, devo trovare risposta. Prego Martina. Dico una cosa, mi dispiace dirla in televisione, però voglio che le persone sappiano praticamente, quando hai un ragazzo 18enne, perché adesso è maggiorenne Leonardo, che non è in grado di parlare, è in carrozzina, ha una malattia degenerativa, ti presenti in un pronto soccorso perché perde sangue dall'ano praticamente. Ti presenti in un pronto soccorso, te lo visitano e ti mandano via dicendo che ha un emorroide da togliere, da andare dal chirurgo praticamente per toglierla questa emorroide. Ho aspettato tantissimo tempo perché non c'era posto per avere l'appuntamento con questo chirurgo. Abbiamo ricevuto l'appuntamento, andiamo ad Abano, sempre a nostre spese. Vediamo il chirurgo ci dice che praticamente l'emorroide non c'è, Leonardo ha qualcos'altro. Trasferiti in un altro ospedale d'urgenza, abbiamo scoperto che Leonardo ha delle ulcere molto gravi, quindi una malattia cronica al basso intestino. Non ha mangiato per 10 giorni, ha perso 6 kg, non ha neanche bevuto, l'abbiamo preso proprio per i capelli. Ecco, dico perché voglio che la gente sappia che le persone fragili come mio figlio, ti presenti in un ospedale, devono avere un attimo più di riguardo, nel senso, un ragazzo che non parla, non ti dice dove ha male, vedi che ha questa emorragia
importante, perché dopo un po' fai un prelievo, me lo controlli così e mi dimetti, mi dici che non c'è niente da preoccuparsi. Non sono cose che si fanno, specialmente con le persone fragili e disabili come è Leonardo, mio figlio. Vedi Martina, fai bene a dire questo, perché io sono convinta che bisogna parlare del bene e del male, i favorevoli e i contrari, cioè sapere veramente quello che non va bene e cercare di porre rimedio, perché se tu non parli può risuccedere, ma se tu parli qualcuno tira su le antenne e dice forse veramente c'è qualcosa che dobbiamo, che è il servizio alla persona, il rispetto a questa persona, a questo ragazzo che non riesce a esprimersi, i genitori non sanno veramente perché non sono medici, perciò c'è qualcuno che deve capire che la situazione è diversa da avere un paziente come tutti gli altri, è una cosa diversa, perciò l'attenzione deve essere massima. Allora, Gianluca Codognato, l'attenzione deve essere massima anche perché adesso c'è un mercato nuovo che arriva, mercato dell'energia, c'è una confusione enorme. Io sono convinta a casa che devono ancora capire cosa sta succedendo, perché veramente a mio avviso dobbiamo parlarne per capire di non essere fregati, come capita spesso e volentieri. Allora, cosa sta succedendo? Perché anche questa è fragilità, perché al momento sono fragile, non riesco a capire come mi devo muovere, cosa succederà. Prego. Sì, intanto volevo solidarizzare con Martina. Con Martina, che appunto ha questo grande problema, ha il problema appunto col suo figlio disabile, e ritengo che le fragilità, chiaramente molto importanti, soprattutto tra i ragazzi giovani, però stia diventando una situazione molto grave anche per la fragilità degli anziani, su cui io sono abbastanza esperto, nel senso che me ne occupo anche per altre motivazioni, per cui adesso abbiamo delle situazioni molto gravi e sia da una parte che dall'altra. Speriamo che non si vada appunto incontro per esempio a una privatizzazione totale. Il Veneto non è neanche ancora la Lombardia fortunatamente, però non vorrei che arrivassimo a un certo punto a una situazione in cui ci si può curare solo se si hanno i soldi, e sappiamo che tanti anziani rinunciano alle cure, sono i dati degli ultimi anni, perché non hanno i soldi per curarsi. Anche da un semplice dentista sappiamo che ormai è diventato improponibile. Quello che sta succedendo nel mercato, nel settore dell'energia, in realtà, Mirella, era una cosa che doveva succedere dal 2019 mi sembra, poi è stata sempre rinviata, ovvero lo stop al mercato tutelato, mercato di maggior tutela. È un mercato nel quale le tariffe vengono fissate da ARERA, ogni 3 mesi venivano a questo punto. Spieghiamo chi è ARERA. ARERA è l'autorità appunto che gestisce le comunicazioni e l'energia sul settore energetico. È un'autorità su cui potremmo aprire 1000 parentesi, ma non lo facciamo, anche per evitare. Anche perché sennò la confusione regnerebbe ancora più sovrana. Anche perché a nostro giudizio non si sta comportando bene su alcuni settori, che magari se avremo occasione lo spiegheremo. A gennaio c'è stato lo stop definitivo al mercato tutelato del gas. Ciò vuol dire che praticamente chi era nel mercato tutelato ha dovuto scegliere un nuovo fornitore nel mercato libero, a meno che non rientrasse nella categoria dei vulnerabili. I vulnerabili sono soprattutto gli over 75, ma sono anche i percettori della 104, del bonus sociale, chi abita in zone disagiate. Un 30-40% di persone resta nel mercato vulnerabile, non di maggior tutela ma vulnerabile, dove i prezzi sono comunque inferiori rispetto a quelli che vengono offerti nel mercato libero. Dal 1° luglio, che quindi era ieri, se non sbaglio, no, l'altro ieri, da lunedì c'è stato anche lo stop al mercato tutelato della luce, quindi dell'energia elettrica. Ciò significa che, ugualmente a quello che è successo a gennaio con il gas, molti dovranno scegliere, non devono scegliere adesso, ma dovranno scegliere, se sono nel mercato tutelato, un nuovo fornitore nel mercato libero. Ok? Quindi è una scelta che può essere fatta in modo graduale. Ecco, quindi voglio subito far capire questo, non è che oggi dobbiamo scorrere da un fornitore a cercare di farci fare un contratto. C'è la possibilità, ARERA adesso l'ha aumentata fino al 2027, si chiama tutela graduale, il che vuol dire che è un passaggio graduale dal mercato tutelato al mercato libero per chi non è vulnerabile. Ripeto, i vulnerabili, che sono queste categorie, tra cui soprattutto gli over 75, se sono nel mercato libero, restano nel mercato libero, senza doverne farne richiesta. Ok, quindi purtroppo abbiamo molti anziani che vengono a noi dicendo ma io sono stato portato nel mercato libero. Ma non è giusto.
tu dovevi rimanere nel mercato tutelato, casomai se vuoi tu chiedi di entrare nel mercato libero. E questo è una delle tantissime cose che stanno succedendo che non avremo tempo di fare neanche 4 puntate, credo, Mirella, per spiegarti gli imbrogli che stanno succedendo agli anziani, che sono le persone più fragili e che devono essere tutelate in tutte le maniere perché vengono fregati in ogni modo. Adesso cosa succederà? Con la luce stessa cosa, dovremo, chi era nel mercato tutelato e non ha diritto di restare tra i vulnerabili, dovrà scegliere a poco un fornitore. Scegliere un fornitore nel libro non è il male assoluto. Questo lo voglio sottolineare perché magari qualcuno dice è una tragedia. È chiaro che avere una tariffa da vulnerabile è più vantaggiosa. Questo aiuto è più vantaggiosa. Però sinceramente con delle ricerche, però degli studi, si può entrare in una azienda, in un fornitore anche conveniente, anche quasi come un vulnerabile. Qual è il grande problema? Che ci sono centinaia e centinaia di aziende. Quindi come fa una persona anziana, un giovane, qualsiasi persona, a dire questa è l'azienda per me? E infatti cosa succede? Succede che tutti i giorni guardiamo il telefonino e riceviamo telefonate di ogni tipo, di call center, gente che ci bussa alla porta, facendoci chiaramente delle offerte mirabolanti. Noi abbiamo delle situazioni incredibili perché, faccio un esempio, noi come Adico nel 2022 abbiamo stipulato una convenzione con un fornitore locale. L'abbiamo fatto dopo mesi e mesi di contrattazione per arrivare ad avere dei vantaggi veramente reali per i nostri soci che da iscritti possono aderire alla convenzione. Ed è incredibile come succeda che in questo periodo, non si sa come, altri fornitori, call center, non sappiamo chi siano, chiamano i nostri soci dicendo guardate che la convenzione non vale più, guardate che quel fornitore è fallito. Altri socio ci chiama disperato e dice ma com'è fallito? Assolutamente no, cioè la convenzione dura ancora. Ci chiediamo, ma com'è che vengono a sapere i dati dei nostri soci che sono con S4 Energia? Scusa, S4 Energia non so se faccio pubblicità, ma è l'azienda con cui adesso noi abbiamo questa convenzione. Anche perché sono dati sensibili. Sono dati, ma che non possono assolutamente uscire. Il problema è che l'unico, però anche qua lo dico e lo nego, da cui possono uscire questi dati è il distributore. E noi ci chiediamo come mai escono questi dati, perché i call center conoscono il nostro IBAN, conoscono la nostra bolletta. I numeri, no? Ma per noi è incredibile perché sappiamo che per la privacy non possiamo neanche scrivere che dice no, la privacy, e dopo mi chiama un call center dicendo io so che tu paghi 500 euro di bolletta e che le altre volte hai pagato così, il tuo IBAN è questo, e noi rimaniamo stupefatti. Ma perché, scusa Codognato, lei sta dicendo una cosa veramente grave e seria. Lo denunciamo tutti i giorni anche sulla... Okay. Ma ci sarà più qualcuno che permette questo? Perché è questo poi alla fine. Cioè, la privacy dove vogliono ce la mettono. Dove serve veramente per tutelare questo utente che veramente con le spalle al muro, perché la confusione regna sovrana, perché nessuno spiega niente. Sì. Abbiamo diversamente giovani che non riescono ancora a leggere la bolletta, pagano ma non sanno leggere la bolletta perché si fidano, ma se c'è scritto in bolletta vuol dire che ho da pagare, certo, senza capire che invece la bolletta va controllata da chi di dovere. Ecco, l'appello che faccio io assieme a Codognato, forse che in un momento così difficile e problematico, con la burocrazia specialmente e con queste letture di bollette, rivolgetevi agli uffici, ma dovete andare voi nell'ufficio, farvi accompagnare da un parente, da un amico, non telefonicamente, andate direttamente oppure mandate qualcuno, perché ci sono uffici seri, come sta spiegando veramente Codognato, l'Adico e tanti case consumatore e tutti quelli che abbiamo. Dovete andare di persona oppure mandare una persona di fiducia a capire come muovermi in questo mercato che veramente avete sentito la truffa è dietro l'angolo. Martina, cosa vuoi dire? Ecco, dopo tanta sofferenza devo anche stare attenta quando mi arrivano le bollette. Com'è la situazione per una famiglia veramente che ha già di costi, come dici tu, per fare questo devo pagarlo perché sennò l'attesa è lunghissima e mio figlio non può aspettare, continuamente pesare sulla famiglia? Prego. D'accordissimo, e lo approvo in pieno quello che ha detto il signor Codognato.
Come ha detto lui, ci sono tutti i giorni che anche a me arrivano telefonate di cambio dell'energia, del gas, di tutto quello che c'è. E come dici tu, Mirella, le persone devono andare negli uffici, vicino a casa, un po' più in là, però devono andare negli uffici e non rispondere mai al telefono, perché è diventata una cosa insostenibile, veramente. Ecco, il discorso mio di Leonardo, che ogni volta che lui deve fare una visita, deve fare un prelievo del sangue, deve fare qualcosa, se voglio che sia fatta in breve tempo, devo andare a pagamento in privato. Purtroppo questo è quello che sta succedendo alla mia famiglia, ma oltre a Leonardo anche al resto dei miei familiari, perché siamo in 5, ho 2 figlie più grandi e anche loro, se vogliono avere l'esame in poco tempo, devono per forza andare in privato. Pensa che mia figlia deve essere operata a un orecchio perché non ci sente, è 1 anno e mezzo che aspetta l'intervento. Cioè, lo so che è un'operazione non urgente, urgentissima, però 1 anno e mezzo, una ragazza di 28 anni aspettare. Ormai siamo diventati purtroppo così, non riesco a capire come mai, perché una volta la sanità, anche la sanità veneta, funzionava benissimo e non mi sono mai lamentata, però in questi anni non so cosa è cambiato e tutto devi aspettare e pagare. Non so, e pagare, brava, esatto, Tasi e pagare. E paga. Firma, tasi e paga, questo è il motto ultimo. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. A mamma di Leonardo ho da dirle è una guerriera, perché è sempre in guerra con i problemi che ha. Dopo il problema grosso che ha di vivere questa persona, di scalco della sua famiglia, cercare di tirare avanti e fare una vita che non manco peso ai fiori, e ha anche la burocrazia che è carcassa. È vergognoso. 6 anni che parliamo di queste robe. I signori politici da dare la possibilità a questa gente di curare i suoi fiori, perché se avesse i suoi fiori non sarebbe come i nostri. È un'ingiustizia. 1 euro quando che male una clinica privata, gli altri 6 euro in coa al pronto soccorso, e dopo la sanità bella, mi dice ma me cosa si muove a parlare? Che se lo dica che mi deve neanche alla porta. È vergognoso. E quanto riguarda il gas, io valori in mano. Dunque, il coltello palmano, valori, ti può fare domande, ti può fare quello che ti vuoi, ti può fare presso che ti vuoi. E che occorre, se ti vuoi, ti lo paghi chiuso. E dopo tutte queste storie, mi ha fatto una domanda, o ti sono il consente, ti rispondi dopo 3 ore con la musichetta, o ti fa, è una vergogna. Bisogna far stupilare, invece per la povera gente, per gli operai, è un problema grosso questo. A me non mi interessa che ti facci un'isola in Albania per di Codia. Fammi stare bene, io dico a tutti i nostri dati, quando chi vuole. E ora, chi ti sta il pensionato da 600 euro al mese, non vuole che venga a fare domanda, più gli si dà dove per paga poco. Se ti vuoi, ti puoi fare tutto, e cavarne eroni altri che purtroppo con la tecnica non avremo niente a vedere. E ora Mirella, è una vergogna, ti dice anni che ti parli di queste robe e siamo ancora lì a parlarne. Dobbiamo votare e votiamo sempre oggi. E ora abbiamo quello che mettiamo su noi altri. Tutti sei bravi, un politico bravo, allora che sei anche a me bravo, con 15.000 euro al mese e tutto a pagare. Se faccio quello che dico, dentro faccio un pittore. Invece io torno e fai in giro tutti quanti. E la verità è questa. Mi quel carattere mio, se avessi un figlio così, andaria su un ufficio che butto lì a tutto, minimo. Ma come poi una mamma che ha già un problema, che lo va sempre questo problema, non è va bene un mese dopo, ma per tutta la vita che sto po' del problema, va bene, anche per il dopo, perché pensa, e le robe assurde, le robe inconcepibili, che la politica non gli dà un aiuto, ma un aiuto sostantivo a queste persone, proprio darglielo, non prometterglielo. Cara Mirella, ti saluto,
saluto i tuoi ospiti e buongiorno. Ciao Mirella. Grazie Rinaldo, però Codognato mi sembra che ci sia anche un registro delle opposizioni, sarebbe un organo di controllo perché non ti arrivino queste telefonate che ti disturbano. Perché c'è un veto, però non so, funziona, non funziona, si sa che c'è, come funziona, allora, perché dobbiamo anche capire, perché veramente, come dice anche Martina Varini, se tutti i giorni con queste telefonate non se ne può veramente più. Prego. Sì, anche perché una cosa fastidiosa è che una volta magari potevi capire quando vedevi uno 02, uno 055, che poteva essere un call center, ma adesso ti chiamano anche col cellulari. E il registro funziona e non funziona. Devo dire la verità, noi lo promuoviamo nel senso che quando uno mi dice quali strumenti ci sono, c'è il registro delle opposizioni. Praticamente ci si iscrive e si sa che teoricamente vengono bloccate le telefonate sia dai numeri fissi che finalmente anche dai numeri cellulari. Il problema è che viene aggirato perché se si viene chiamati dall'Albania e dalla Romania salta tutto, il registro non funziona. Quindi si capisce che già questa è la fregatura, per cui se mi chiamano, come succede spesso, il call center dell'Albania, il registro delle opposizioni italiano non vale e quindi mi chiamano con qualsiasi tipo di numero. Siamo in un mondo veramente allucinante perché in realtà tanta gente non sa che in realtà non vale il contratto siglato al telefono con il sì. Ormai le norme prevedono che deve arrivare un contratto a casa, ok? Quindi capiamo anche questo, noi anche se abbiamo detto un sì, teoricamente fino a che non mi arriva un contratto a casa io non ho cambiato fornitore. Non ho firmato niente anche se ho detto sì. Però appena Mirella ci troviamo gente che ci dice oggi mi è arrivata la bolletta di... adesso non faccio nessun nome, ma io ero con gli altri. Evidentemente tu in qualche maniera hai aderito, soprattutto quando vengono a casa, i porta a porta. Non aprite la porta. Infatti è chiaro, è facile dirlo, però bisogna dire la verità, l'abbiamo già detto, a volte la persona anziana ha quasi voglia di farsi la chiacchierata, vedono il giovane. Non si può, troppo pericoloso. Lo dico assolutamente, non fatelo. Come dicevi te Mirella prima nel discorso che ci facevamo, andiamo in un negozio piuttosto a stipulare un contratto. E noi, ma come tante altre associazioni, perché adesso non voglio fare la pubblicità solo dell'Adico, da 3 mesi abbiamo istituito un servizio di consulenza gratuita gestito dalla società che fa la convenzione con noi, ma che non obbliga nessuno a venire con lei. Tu arrivi là, gli mostri la bolletta e loro ti dicono stai pagando poco, stai pagando tanto, stai pagando giusto. Stai là, che va benissimo, cambia perché stai andando male. L'esperienza che ti ho raccontato l'altro giorno, l'ultima volta che sono venuto, delle bollette in energia, ed è un'esperienza con cui noi stiamo andando avanti a lottare, aspettando la sentenza dell'antitrust del 17 luglio. Che prima o poi dovrà arrivare la sentenza. Sì, sperando che sia una sentenza favorevole che ammetta che ci sia stato un comportamento scorretto commerciale da parte di Enel. Ma in questo periodo, per quello prima ero un po' arrabbiato con Arera, noi stiamo facendo le conciliazioni, non vediamo nessuna volontà di capire quello che è successo al pensionato che da 600 euro si è trovato la bolletta a 1800, perché Enel Energia è passata da 0,50 a 2,43 euro al metro cubo, qua parliamo del gas, perché è scaduta l'offerta. Li ha avvertiti con una lettera che non si sa dove sia finita, una mail che è forzata nello spam, e noi siamo ancora qua a lottare, andare a fare le conciliazioni per 300 persone con l'autorità che dipende un po' dal conciliatore, cioè quello che dice sì, rinviamo, quello che dice ce ne freghiamo, speriamo nell'antitrust. Codognato, ma non è che questo utente sia un po' con le spalle al muro sempre, comunque? Perché noi continuiamo a pagare delle persone che dovrebbero anche tutelarci. Cioè questo è quello che io veramente mi rammarico, perché noi i controlli, quando si parla di controlli in Italia, non si riesce a capire dove si va a parare. Infatti, perché veramente tutto quello che è successo. Ecco, addirittura non si riesce a capire perché non ti danno risposta, nonostante tu sia molto chiaro nell'esplicitare la domanda. Perché hai fatto questo? A cosa è dovuto questo aumento? Ma si può andare davanti a un paese dove non funziona niente, vai in banca, ti fanno prendere i bot e tu firmi e non ti dicono neanche quanto interesse hai, perché bisogna vedere in base all'offerta che ci sarà di numeri cosa io ti darò. No, ma io firmo in quel momento, tu mi devi dire per legge devo essere tutelato, e invece non funziona così, firmi e non so cosa succederà.
La cosa, diciamo, divertente, tra virgolette, è che poi ogni tanto leggiamo sul giornale ARERA, l'autority dà una multa da 2 milioni di euro a Eni Plenitude adesso in questo periodo per pratiche commerciali scorrette. Quelle sono bazzecole per queste società, le guadagnano in un giorno. Avete Quindi capito? noi diciamo, l'abbiamo lanciato come appello, quei rimborsi non dategli all'ARERA, li date ai cittadini, agli utenti. Che ne hanno 1.000 anche euro, bisogno? anche perché sono loro che sono stati penalizzati, è inutile punire una società prendendosi soldi come autorità. Quindi noi insomma chiediamo anche un cambio di marcia da questo punto di vista da parte... Ma chi è che deve fare questo? È l'autorità, è l'ARERA in questo caso. E sopra l'ARERA chi c'è? Comunque è il governo, cioè comunque è una cosa... ovviamente perché bisogna iniziare anche a dire, cioè, ho capito ARERA, ma è la politica, ecco, vedete quando io dico, no, ma la politica, no, è la politica che deve tutelarci, li eleggiamo per quello, ci sono degli organi di controllo politici che dovrebbero fare questo. Il problema è che poi la gente legge sul giornale, ah guarda, ha pulito 2 milioni di euro, però tra noi che siamo, magari che sappiamo, e sappiamo benissimo che quei soldi sono delle barzellette. 20 euro. Poi guardiamoci un attimo quali sono i guadagni di queste aziende e forse capisci che, adesso non voglio lanciare accuse, ma evidentemente hanno un certo potere anche in certe scelte decisionali. Quindi... Allora andiamo a vedere questo servizio per capire cosa sta succedendo. Andiamo a Treviso, bollette più care d'Italia. Andiamo a sentire. Luce e gas, bollette mai così alte, 460 euro, tanto è l'aumento che le famiglie del nord-est si sono viste recapitare in bolletta a fronte dei quasi 380 sul territorio nazionale, l'allarme della CGA di Mestre. Nonostante i prezzi di mercato dell'energia elettrica e del gas siano a livelli di inizio estate del 2021, e i governi Draghi e Meloni abbiano erogato nel frattempo a nord-est almeno 15 miliardi di euro di risorse per mitigare il caro energia per famiglie e imprese, nella nostra ripartizione geografica gli aumenti delle bollette di luce e gas sono stati più importanti d'Italia. Impennata che secondo la CGA di Mestre da imputare all'aumento rilevante della quota fissa in bolletta e probabilmente anche all'andamento dell'inflazione maturata nel settore energetico che nel nord-est è cresciuto in misura più significativa che altrove. Il Veneto in particolare, lo confermano i dati della CGA di Mestre, è ancora più caro rispetto alle altre parti d'Italia e questo è un problema non solo sociale ma anche imprenditoriale. Produrre in Veneto oggi costa di più rispetto ad altre zone d'Italia e questo comporta delle conseguenze gravi anche sul tessuto economico, sulla competitività della regione, oltre che naturalmente sui portafogli delle persone e delle famiglie. Prezzi dell'energia che, come ricorda la CGA, sono tornati ai livelli dell'estate 2021, ma le bollette segnano comunque un'impennata consistente. Ora, con i prezzi in calo, sarebbe il caso di abbassare anche le bollette, magari attraverso un deciso intervento dell'autorità per l'energia nei confronti dei fornitori. Aumenti che l'Associazione Italiana Difesa dei Consumatori ha provato a spiegare anche analizzando il profilo dei consumatori del territorio del nord-est, maggiormente inclini a rimanere fedeli ai propri fornitori e quindi a non valutare eventuali offerte di altre compagnie energetiche. Comportamento che rende il mercato poco concorrenziale, motivo per cui Adiconsum invita le persone alla luce della liberalizzazione del mercato a fare attenzione alle possibili offerte. Dobbiamo essere in grado di saper approfittare delle offerte commerciali migliori e da questo punto di vista il trova offerte dell'autorità è un ottimo strumento, un comparatore pubblico che ci può aiutare a risparmiare sull'energia elettrica e sul gas. Ora, qualcuno potrebbe dire, Codognato, sì, lo dice l'Adico, ma lo dice l'Adico, lo dice l'Adiconsum, la Casa del Consumatore, la CGA, lo dicono tutti. Come mai non venite ascoltati? Cioè a voi devono pur dare delle risposte perché state pressando, perché il tema è delicato, è importante, è un momento anche dove nelle famiglie ci sono pochi soldi, la maggior parte non ce la fa più nonostante con 2 lavori, però noi continuiamo a pagare e strapagare persone che dovrebbero anche tutelarsi e questo non sta avvenendo, ma soprattutto le risposte che non danno a voi, che siete voi l'organo importante che sta cercando di dire guardate che così non si può andare avanti, voi dovete rispondere. Prego.
Allora diciamo che noi in qualsiasi tipo di azione che facciamo la segnaliamo sempre anche all'ARERA, in questo caso per il settore energia, luce e gas. E io credo una cosa, allora, per evitare anche dei disguidi, sì, intanto il comparatore di cui parlavamo è sicuramente fantastico, però mi hanno detto, diciamo, che gli stessi fornitori, che loro non mettono le loro migliori offerte là. Quindi attenzione, magari che forse le migliori offerte le troviamo andando proprio in loco. Direttamente. Allora, Mirella, noi nel 2022 abbiamo cominciato a dire tartassati dalla gente, tartassati giustamente, che non so se ti ricordi cosa è successo a luglio, a settembre, quando le bollette sono schizzate a 600-700 euro rispetto a uno che pagava magari 100 prima, e la gente ci chiamava disperata e ci diceva: ma voi cosa fate? Purtroppo possiamo fare tutte cose individuali, quindi noi abbiamo deciso di fare questa convenzione con S4 Energia, che è questo abbiamo fatto noi, ma immagino che tante altre associazioni abbiano fatto altri accordi, però capisci che sono solo cose che puoi fare individualmente. Quindi noi per i nostri soci abbiamo fatto un accordo tale per cui chi sta con S4 Energia, ovviamente come socio Adico, oltre a venire rimborsato dei soldi che spende per la tessera, viene trattato come un vulnerabile, quindi con tariffe da vulnerabili. Tanto che diciamo il fornitore praticamente non ci guadagna niente, però insomma lo fa anche per promuoversi eccetera, quindi abbiamo trovato questa soluzione. Quindi credo che in questo momento, anche per la poca forza che dà la legge alle associazioni dei consumatori rispetto per esempio alla Germania o agli Stati Uniti, credo che dobbiamo muoverci un po' singolarmente, oltre a lanciare le denunce, oltre a dire alla gente: non fate i contratti per telefono, non fate i contratti porta a porta, o se li fate, prima di farli venite da noi, la di Consum, dove volete, a mostrare la bolletta e dire: ma mi conviene questo prezzo? Purtroppo è così, perché se ci sono, Mirella, 600, 700, 800 aziende, capisci che è impossibile orientarsi, anche perché poi dipende dai consumi. C'è uno che fa la lavastoviglie di notte, la lavatrice, adesso magari la lavastoviglie no, per cui dipende anche molto dalle esigenze. Quindi veramente fate un passaggio in più in questo momento in cui è finito il mercato tutelato. Ma un altro passaggio, Codognato, non potrebbe essere anche quello che prima di pagare questa bolletta che vedi che è aumentata, che è salatissima, a confrontarsi, andare in un ufficio e dire: ma come, prima pagavo, questa è la bolletta precedente, questa è quella che mi è arrivata, come mai? Perché noi dobbiamo pagare, c'è il terrore, c'era volte mi tagli i fili a luce, mi taglia... Cioè, non ti taglia niente, vai a confrontare, non pagare subito, perché noi vediamo, specialmente diversamente giovani, che arriva a bolletta e va a pagare perché si terrorizzai, perché sono cresciuti così. È questo che loro sanno la fragilità che questa persona pagherà e non si informerà invece che non è il caso di pagare, ma di aspettare di vedere come mai la bolletta è schizzata con queste cifre. Chi è che li tutela? Martina, cosa dici? Questa fragilità, magari in momenti anche delicati, che magari hai anche delle patologie, oppure certo. Non è possibile, ma non è possibile che ci sia un silenzio assordante proprio che riguarda le fragilità. Prego Martina. D'accordissimo, anche perché è capitato anche a me, insomma, in una bolletta che all'inizio mi hanno prospettato un prezzo e quindi senza dirmi che dopo 24 mesi sarebbe cambiato, aumentato. Quindi prima pagavo, adesso ti dico una cifra così, tanto per dire, 200 euro, e il mese passati i 2 anni mi è arrivata una bolletta di 800 euro, cioè quindi da 200 a 800, perché loro appunto non hanno detto che dopo i 24 mesi si sarebbe modificato l'importo. Quindi è capitato a me, che sono magari non giovane però di media età, figuriamoci a una persona anziana che deve essere tutelata di più, e quindi... Ma soprattutto Martina, cosa vuol dire una famiglia normale? Perché come hai detto tu, io ho mio marito, i miei 3 figli, uno dei quali con una grave patologia,
però è difficile arrivare a fine mese, specialmente se poi queste patologie ti portano ad avere delle visite che veramente devono essere anche urgenti, perché stiamo parlando di fragilità e io le devo pagare. Cosa vuol dire pagare visite a fine mese? Ecco, per una famiglia normale, perché non è che stiamo parlando con una milionaria, con una persona che veramente può permettersi di fare di tutto e di più, perché i soldi escono dalle tasche. Avete visto cosa hanno trovato, quel bottino enorme che hanno trovato nascosto, ma grazie ai nuovi strumenti. Ecco, visto che ieri ho detto che l'Italia vive anche con 4 mafie e cosa riescono ad avere questi, ma chiudiamo la parentesi tanto per far capire come tanti hanno tanti soldi e nessuno sa niente. Prego. Facciamo veramente fatica, perché lavora solo mio marito, perché io non posso lavorare perché appunto devo seguire Leonardo, anche se Leonardo va in un centro diurno dalle 9 del mattino fino alle 16 del pomeriggio, però io devo sempre essere presente perché deve prendere un sacco di medicinali, devo vestirlo, cambiarlo perché ha il pannolino e tutto, lo devo... lui è praticamente un vegetale in sedia a rotelle, quindi lo devo seguire. Quindi con uno stipendio che non è altissimo di mio marito, in 5 facciamo fatica a vivere. E mi devo pagare anche le visite. Dopo ti promettono, perché adesso lo dico anche in televisione perché ce l'ho qua e quindi non ne posso più. Io, essendo un caregiver di mio figlio, quindi una persona che segue Leonardo, ok? Mi era stato detto da lui, si è confermato, che mi davano 400 euro al mese, appunto, che mi spettava di diritto, però sono finiti i fondi nella regione Veneto e quindi non mi danno più niente. Quindi prima mi lusingano, mi dicono che me li danno e che quindi posso assolvere alle spese praticamente in più che ho, perché se voglio fare una visita a un mio familiare faccio veramente salti mortali, ok? E dobbiamo mangiare, pagare le bollette e tutto. La casa, sembra che io ho una casa, una villa mega galattica che mi dà reddito tutti i giorni, invece devo solo spendere soldi. E quindi Mirella, dimmi tu come dobbiamo fare noi. Ecco, scusa dello sfogo, però ma guarda, ormai... perché bisogna anche capire com'è la situazione, perché dove ci vorrebbero i soldi non ci sono, dove che non servirebbero in questo momento ce ne sono a palate. Pubblicità. In questo processo di irrazionale aumento dei prezzi tutti sono coinvolti. Tutti, dal negoziante a chi compra. Un aumento dei prezzi che non risparmia nessuno. Beni di prima necessità alle stelle, sacchetti della spesa a peso d'oro. Alla cassa, percentuali alla mano, pagheremo ad esempio il riso il 46% in più. Un'inflazione che punta dritto al carrello della spesa. Crescono i prezzi anche di pasta, frutta di stagione, banane e olio d'oliva. E se da una parte è chiara la direzione, dall'altra lascia perplessi la natura del fenomeno. Non è comprensibile come questo fenomeno si realizzi adesso, quando i costi dell'energia sono notevolmente calati. Questo anche se ci sono state di mezzo siccità, alluvioni e la questione Emilia, si ha comunque la sensazione che ci sia una inflazione derivante dai profitti, ne sta parlando anche la BCE, ne stanno parlando anche altri enti, che si scaricano sul consumatore finale. C'è chi parla quindi di un'inflazione derivante dai profitti o chi, come il presidente Federconsumatori di Verona, Maurizio Framba, che va dritto al punto. Si chiama speculazione. Lo possiamo dire chiaramente, grazie. Io lo dico tranquillamente, guardi, c'è uno studio recentissimo degli economisti del Fondo Monetario Internazionale che parlano di gridflation, che tradotto in italiano è inflazione da avidità. Speculazione o inflazione d'avidità. Il risultato, o meglio i prezzi, non cambiano, anzi aumentano, e con gli acquirenti sempre più agguerriti, nell'aria uno sciopero nazionale di una settimana che vedrà protagonista la pasta. Gli scioperi che diventano una guerra tra poveri sono assolutamente controproduttivi, nel senso che i negozianti sarebbero i primi a patirne e sono anche loro, come noi, famiglie, per cui ci vogliono altri tipi di ragionamento. Ragionamenti che Federconsumatori traduce in una supervisione dei prezzi. Noi pensiamo che la cosa vera da fare sia creare all'interno di ogni prefettura, quindi dentro ogni città dove vi è la prefettura,
un coordinamento, un comitato per il controllo prezzi e far intervenire laddove i prezzi non sono conformi a quelli che dovrebbero essere l'autorità pubblica competente. Allora, alla parola speculazione la sveglia ha suonato. Questa mattina abbiamo la sveglia magica. Speculazione, presente Codognato, ha suonato la sveglia. Ma quando mai ci sveglieremo per capire che c'è qualcosa che non sappiamo in questa filiera, che alla fine ne guadagna solo l'ultimo, non quello che semina, non quello che produce, ma l'ultimo anello della catena, il finale, quello che ci guadagna e noi ci rimettiamo? Prego. Mirella, noi come Adico, come le altre associazioni, ovviamente parliamo di speculazioni e giustamente su tutti i settori. Io penso anche alla benzina, per dire, non capisco perché ogni volta che c'è un periodo di esodo festivo, fatalità la benzina aumenti, senza che ci sia un reale aumento poi del costo al barile. Quindi tutto quello che stiamo dicendo è vero, credo che tanta gente ormai lo sappia, ma non sappia come combatterlo, perché per mangiare dobbiamo mangiare, ovviamente. Certo. Quindi è giusto pensare anche agli scioperi della pasta, eccetera, però poi alla fine andiamo a colpire, come diceva il presidente, non mi ricordo se Federconsumatori o Adiconsum, andiamo a colpire magari il piccolo negoziante e non veramente chi specula. Però quello del carrello della spesa è il vero problema del momento, perché l'energia, i costi dell'energia si sono abbassati e là, vabbè, abbiamo detto le 1000 cose su cui bisogna stare attenti e tra l'altro volevo dire appunto che come associazione noi, come tutte le altre, tuteliamo centinaia e centinaia di persone che a volte vengono con una bolletta per un motivo e ci accorgiamo che quella cifra, quell'importo richiesto, è successo l'altro giorno a un nostro socio, aveva 2.700 euro di bolletta, ha cominciato a rateizzarla, è venuto da noi, ci siamo resi conto che era calcolata su consumi stimati non reali, i reali erano decisamente di meno e adesso questa persona sta riprendendo indietro tutti i soldi che ha speso, però si è riferita a un'associazione, chissà quanta gente paga e sta zitta. Quello del carrello della spesa è un problema, ti dicevo prima che ricordiamoci che su una spesa di 2.700 euro di una famiglia, 500 euro vanno di carrello della spesa. E con i salari fermi, che è il problema principale a mio giudizio, perché già i pensionati sono un po' tutelati dalla rivalutazione, anche se anche loro sono messi comunque molto male. Quello del carrello della spesa è il problema principale. Perché però, Codognato, 500 euro, ma mangiando non bene? Ma assolutamente. Cioè non prendendo l'olio extravergine di oliva. È una media, capite cosa vuol dire? Che prende anche le famiglie poverissime. Bene, si dà mischei che mangio bene, una bottiglia di olio extravergine, la bottiglietta costa 12 euro, se qualcuno mi vuole spiegare. Però, Codognato, quello che... E io lo vedo, perché ieri siamo andati proprio a ritirare un carrello della spesa su un supermercato che, sapete che abbiamo i carrelli per aiutare ai veneti scazzati dalla crisi, anche noi abbiamo i carrelli del supermercato, e quando i volontari sono arrivati che hanno portato queste derrate alimentari, perché noi le conteggiamo, le pesiamo, perché dobbiamo dopo mandare tutto quello che arriva, mica sempre complimenti Mirella comunque. Ho visto pasta e passata di pomodoro. Questo mi ha lasciato perplesso, effettivamente. Pasta, mentre una volta trovavo il tonno, trovavo il caffè, l'olio, la carne lo simmentale, zucchero, cose esatto. La carne c'era un po' tutto. Cioè, ieri ho guardato, ho detto, mamma mia, pasta e passata. Questo è un indice molto importante, vuol dire che non ci sono soldi e quei pochi poveretti che certamente riescono ad aiutare, perché rispetto a quelli che ne hanno tanti sono pochi, ecco, perché non ce la fanno, qualcosa ti danno. Ma mi rendete conto cosa sta succedendo? Nessuno parla, nessuno dice niente. Cioè, se io non vi dico queste cose, voi lo sapete, guardate quando andate nei supermercati, se vedete i carrelli per aiutare le associazioni benefiche, cosa c'è nel carrello. Questo indice vuol dire, secondo lei, Codognato? Quello che dici te, Mirella, nel senso che è palese che anche chi vuole aiutare, perché giustamente se io vado in un supermercato e io personalmente spero anche tanta altra gente, vedo appunto la possibilità di lasciare qualcosa, mi è capitato appunto una volta di lasciare varie cose e mi sono accorto che però effettivamente avevo fatto una spesa enorme. Io non pensavo che veramente, forse un po' più da ignorante rispetto, che il tonno costasse così tanto, che la carne Simmental costasse così tanto. Chiaro che uno prende la pasta.
Ma non solo Codognato, anche l'igiene personale, l'igiene per la casa, immagino che pure a queste persone si laveranno, verranno pulite il banco, che siano ordinate. Là parliamo ancora di cose ancora peggiori. Mirella paga, ma chi paga? Siete voi, perché grazie anche quest'anno, e l'ho detto al 5 per 1000, sono arrivati 100.000 euro, arriveranno perché i primi si tiene, dopo chissà quando chi ne dà. L'anno scorso ce li hanno dati a fine dicembre, pensate, fine dicembre l'anno scorso, vedremo quest'anno. Grazie a voi che riesco a fare queste cose, a fare la spesa. Anche ieri e l'altro giorno abbiamo fatto la spesa, perché daremo una borsa dignitosa a Codognato. Cioè non è che possiamo vivere di dolci o solo di pasta. Cioè daremo una borsa dignitosa, un po' di verdura, un po' di frutta, un po' di pesce. Altro tema. Cioè, eppure bisogna fare sta roba qua. Allora io, quei soldi, voi sapete, vi farò anche vedere, perché sapete che vi faccio vedere sempre tutto, e comunque come impiego i vostri soldi del 5 per 1000 sono importanti, e io vi ringrazio, perché voi dite sempre che io sono il motore. Sì, ma se non te metti a benzina mi posso essere il motore più bello del mondo, ma che vuole la benzina. Abbiamo in linea Nadia. Ciao cara Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Niente, volevo chiedere al signor Codognato. Allora, ricevo delle telefonate che l'ho ricevuta anche l'altro giorno, verso l'una e mezza, una voce che dovrebbe essere un disco, penso, che mi diceva che avrei potuto avere la linea telefonica staccata. Ma non so il perché che fanno queste telefonate, ma non è la prima, ne ho già ricevute altre. Cosa devo fare in questo caso? E poi volevo chiedere, hanno messo il canone sulla bolletta della luce, quando che l'altra sera ci sono gli europei, ha giocato l'Italia, mentre stava giocando il secondo tempo non si è visto. Allora perché paghiamo il canone? Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie anche a te cara Nadia, è sempre piacere sentirti. Prego Codognato. Sì. Allora, due temi molto interessanti. Allora, il primo caso, le voci registrate, anch'io regolarmente rispondo perché sono numeri di cellulare, quindi magari pensi che sia una persona che puoi conoscere, che si possa conoscere. Niente, l'unico consiglio là in quel momento è, appena sento una voce registrata, mettere giù. Abbiamo detto adesso, andiamo nei negozi piuttosto, andiamo nelle associazioni a chiedere consigli, però ecco, ascoltare queste voci registrate, che tra parentesi appunto, se non ho capito male, gli hanno raccontato anche una mezza balla insomma sulla sua situazione. La cosa fondamentale è mettere giù, ma io già ritengo, siamo fortunati ad avere le voci registrate, perché almeno rispondiamo, sentiamo la registrazione e mettiamo giù. Quando troviamo la persona che comincia a pressarti è un altro discorso. Il discorso Rai, io la invito signora a guardare il nostro sito, perché noi è da 3 anni che facciamo delle battaglie contro il fatto che in tantissime zone del Veneto, partendo da Venezia, andando nel San Donatese, nel Trevigiano, la Rai continua a non vedersi in molte occasioni. Addirittura abbiamo situazioni in cui persone per 1 o 2 anni non sono riuscite a vedere la Rai. Ci chiamano ancora per dircelo, però ecco, noi come Adico non possiamo dire niente, nel senso che abbiamo fatto battaglie incredibili, abbiamo scritto alla Rai più volte, la quale ci dice, attenzione, perché noi diciamo, secondo noi non è giusto pagare il canone, se uno non vede la Rai perché deve pagarlo, ma il canone non è, dicono loro, una tassa sulla Rai, è una tassa sul possesso dell'apparecchio. Vorrei raccontare, quindi ecco, la invito a leggere il nostro sito, perché noi questa battaglia la stiamo continuando e siamo dell'avviso, come dice lei, che non ha senso che io sto guardando gli europei, non vedo più la Rai, però poi nella bolletta mi arrivano i 70 euro, quello che i 70 euro sono nell'anno di canone. Allora, a tal proposito, piccolo aneddoto, so che siamo verso il finale, e l'altro giorno ci chiama una pasticceria della nostra zona, dicendo appunto che gli era stato chiesto il pagamento di un canone speciale per il possesso del televisore nella pasticceria. I signori hanno visto il bollettino, hanno pagato, non sono stati neanche tanto là a farsi domande. Nel momento in cui si sono accorti, hanno chiesto il rimborso, hanno detto scusate, abbiamo pagato un canone, però noi non abbiamo l'apparecchio in pasticceria. La Rai, cioè la canone speciali Rai, gli ha risposto va bene, vi sospendiamo
la richiesta di pagamento, ma non vi rimborsiamo perché voi siete capaci di intendere e di volere e avete pagato. Che per me è stata una delle risposte. Noi abbiamo, per fortuna, fatto un articolo sul giornale e il giorno dopo la RAI ha promesso che a settembre, non so perché a settembre, li rimborsa, sono 173 euro. Però la cosa divertente è stata la risposta: lei è capace di intendere e di volere. Se ha pagato vuol dire che era convinto di pagare, perciò, esatto. Però siete intervenuti voi e hanno fatto marcia indietro. Semplicemente con un articolo sul giornale, diciamo. In questo caso la comunicazione, Mirella, grazie anche a voi, si riescono a risolvere cose che si fanno più difficoltà a risolvere tramite azioni legali. E in questo caso l'articolo gli ha fatto sentire, dopo non so alla fine che abbia fatto il responsabile che ha scritto questa frase orrenda: siete capaci di intendere e di volere. Cioè, bisogna anche parlarne di queste cose. Cioè, io penso che la trasmissione come la mia sia proprio che dà il là alle persone per capire, perché noi dobbiamo capire, perché siamo noi poi alla fine che dobbiamo pagare, e per pagare dobbiamo essere sicuri che qualcuno non ci stia fregando. Siccome che le truffe sono proprio all'ordine del giorno, la speculazione, avete sentito a nomi e cognomi ma nessuno li fa, si parla di speculazione ma non ti dicono mai chi sono i speculatori, anche se qualcuno sa benissimo chi sono i speculatori, e chi paga pantaloni che siamo noi, così ci chiamano. Oppure il parco buoi ci chiamavano una volta, e tanto c'è il parco buoi, siamo noi il parco buoi, ma lo siamo ancora adesso, perché veramente con la burocrazia che regna sovrana c'è una confusione, perché tu quando ti lamenti oppure critici ma è la burocrazia, ma chi l'ha messa la burocrazia? L'abbiamo messa noi? Sì, poi sembra un po' pagare la gente la burocrazia. Il problema è che quando ci sono cifre di un certo tipo, magari 170 euro, uno dice vabbè, me ne frego. Invece no, bisogna, anche per questioni di principio, combattere questi comportamenti, a mio giudizio personale. Martina Varini, come ci saluti? L'ultimo appello che vuoi fare, prego. L'ultimo appello che voglio fare è quello di, sì, come dice il signor Codognato, per qualsiasi cosa ci sia, anche del valore di €1, voglio dire, combattere, andare a vedere e andarsi ad informare, andare da qualche associazione che ci spieghi e aspettare a pagare finché non si è sicuri, perché ormai siamo sempre pronti a pagare e dopo magari paghiamo per niente, e dopo perché ci ritornino i soldi si fa tanta fatica. Ecco, quindi dico a tutti di stare attenti, di non rispondere al telefono, lasciare che suoni oppure mettere giù quando si sente il disco, di andare presso gli uffici. E il discorso anche della burocrazia per le persone disabili come mio figlio, dovremmo cercare noi genitori di metterci tutti in contatto e di cercare di assolvere il più possibile a queste mancanze che ci sono. Ecco, questo devo dire. Purtroppo io non sono un politico, non sono una persona, sono una mamma e cerco di fare il meglio per la mia famiglia, per mio figlio, insomma, più che posso. Grazie invece Martina, grazie per essere stata così chiara anche su quello che dovrebbe essere l'aiuto, l'ascolto alle fragilità, e qualcuno è pagato per fare questo, e purtroppo avete sentito cosa ha detto Martina: ecco, devo pagare tutto perché sennò mio figlio rimane con questi dolori, con questi problemi, ed è uno scandalo veramente. Grazie veramente a Martina Varini, mamma di Leonardo, un abbraccio grande a Leonardo, ma a tutta la tua famiglia, e a te in particolare. Grazie, sempre così Martina, veramente grazie. Mentre prima di salutare Gianluca Codognato, siccome noi dobbiamo parlarne, andiamo a Trieste e parliamo proprio stop mercato tutelato. Andiamo a sentire. Con il 1° luglio, mercato liberalizzato per l'energia elettrica. Il gas, come ricorderemo, è accaduto già con il 1° gennaio di quest'anno. Per tanti che nella propria bolletta trovano scritto, perché tanti neanche sanno questo, quindi sono un po' disattenti, che sono nel cosiddetto mercato maggior tutela, mercato tutelato, pagina 3 della bolletta, dove si trova questa dicitura. Che cosa accadrà, ecco, per questi cittadini, per queste persone? Con il 1° luglio saranno riforniti di energia elettrica non più
dalla società attuale, che naturalmente noi stiamo a Trieste, parliamo di Trieste, certo, che è energia base del gruppo ERA, passerà invece la sua fornitura ad un'altra società che è Enel Energia, società che nella nostra zona ha vinto un'asta, una gara che è stata fatta, quindi è stata aggiudicata su questo nostro territorio. Come si chiamerà quel tipo di servizio? Si chiamerà servizio a tutele graduali. Sarà in vigore per 3 anni. Per 3 anni chiaramente è una condizione di mercato mista, molto regolata comunque dall'autorità, da ARERA e in parte anche naturalmente dall'organizzazione societaria di Enel in questo caso. Per 3 anni ci sono un certo numero di categorie di cittadini così definiti vulnerabili, sostanzialmente sono gli ultra 75enni, chi ha problemi chi riceve in bolletta un bonus, vuol dire che ha un disagio economico, e chi ha un riconoscimento di invalidità secondo la legge 104 del 92. Quindi per queste categorie di persone sostanzialmente non cambierà niente e in automatico comunque continueranno comunque ad avere una fornitura sempre dallo stesso fornitore. Ma io mi domando, scusa Codognato, perché mi è venuto sto dubbio, ma è 75enne che sta bene Case Pien de Grana, cioè il mercato anche lui... Assolutamente, un vulnerabile, diciamo, in questo caso viene considerato l'anziano, attenzione che abbia compiuto 75 anni, che non gli compia nell'arco dell'anno, ma al di là di 75 anni può essere Rockefeller o l'ultima. Puoi restare. Non è una scelta obbligata, uno può andare nel libero, ecco, però vale per gli ultra 75 anni, non disagiati, non è la categoria dei disagiati, cioè dei disabili, quelli che usufruiscono della 104, non vale l'età, quelli sono anche loro vulnerabili. Per quanto riguarda vulnerabili, over 75, uno può stare benissimo e può essere ricchissimo, rientra tra le vulnerabili. Allora, io non voglio arrabbiarmi, perché sarebbe veramente da arrabbiarsi in questo paese, ma veramente sarebbe da arrabbiarsi. Che appello vuole fare Codognato, come ci saluta? L'appello, voglio riferirmi a quello che dici te, Mirella. Allora parliamo delle utenze, perché abbiamo fatto un bel quadro completo. È vero, siamo in un mercato che si sta liberalizzando, non è tutto un disastro, però non fidatevi di call center e porta a porta, andate da persone esperte, fatevi leggere la bolletta, le associazioni lo fanno, fatevi consigliare, perché è una scelta che può anche essere vantaggiosa se c'è il consiglio giusto, ma se si va così a caso, soprattutto badando a un'offerta che poi si può rivelare un disastro, non si va da nessuna parte, quindi affidatevi a persone esperte, chiunque esse siano, ma questo secondo me è il passaggio fondamentale per non trovarsi con delle bollette da paura. Negli uffici, negli uffici, rivolgetevi a queste associazioni che sono tante, che sono associazioni serie, esatto, che vi tutelano, non fidatevi di aprire la porta a nessuno, di rispondere al telefono se non con una persona, qualcuno che vi protegge. Non cadete nel tranello, perché guardate che il nemico è dietro l'angolo. Grazie a Gianluca Codognato, grazie a te, Mirella, responsabile comunicazione Adico, che potete trovarlo nel sito Associazione Difesa Consumatori. Grazie mille. E ancora grazie a Martina Varini. Grazie pubblicità. Io sono stato nella sua classe proprio 10 minuti fa e gli ho appunto comunicato che anche il sindaco di Montebelluna lo vuole in qualche modo riconoscere il suo gesto. Così davanti ai ragazzi appunto ho manifestato l'ammirazione un po' mia e della docente, che ha avuto la fortuna di averlo come aiutante in questa vicenda, come supporto. E lui è un ragazzo tranquillo, silenzioso, mi ha detto con molta umiltà, ma in quel momento ero lì e l'ho fatto, ma mi è venuto assolutamente spontaneo. Continua a dirlo a tutti, mi sono sentito in dovere di farlo, quasi come se inseguire uno scippatore e affrontarlo fosse cosa di ogni giorno. Un gesto in aiuto alla professoressa derubata che lunedì mattina nell'aula magna della sua scuola, l'Istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna, gli porterà un encomio ufficiale alla presenza del sindaco Adalberto Bordin e di tutte le classi.
Lo scippo era venuto in centro qualche giorno fa. La prof derubata della borsa da un giovane con diversi precedenti penali. Il 16enne si trovava lì per caso, lo ha rincorso e accerchiato, costringendolo a farsi restituire almeno i documenti prima che il malvivente fuggisse. Impossibile per la docente rimanere indifferente, così come il preside che oggi ha parlato agli studenti. Ci ha riempito un po' di orgoglio, visto che solitamente le notizie che arrivano dal mondo dei ragazzi, della scuola, sono notizie che riguardano fenomeni di bullismo oppure furti nelle classi, eccetera. Invece questo mi sembrava veramente un momento molto particolare, molto importante per agire sul senso civico dei ragazzi, quindi dare una dimostrazione di quello che in realtà sono anche i nostri ragazzi, che non sono i bulli, quelli sono una minoranza. La maggior parte dei nostri ragazzi sono ragazzi impegnati che vivono il loro territorio. Una luce diversa sulla narrazione odierna dei ragazzi. Non che bullismo e violenza manchino, siano falsità, ma da dirigente scolastico il preside sa che le difficoltà di oggi sono molto profonde. Sono ragazzi fragili e lo notiamo perché vediamo gli abbandoni, vediamo il problema della dispersione scolastica c'è ed è molto peggiorata. Vediamo anche fragilità da parte delle famiglie che non riescono a gestire queste situazioni. Per cui se andiamo a cercare invece, come in questo caso che è stato del tutto involontaria la situazione, sono ragazzi che hanno molto da dire, che ci tengono al loro territorio, ci tengono alla legalità, come abbiamo visto, e cercano di opporsi come possono a quello che succede. Allora saluto Adalberto Bordin, sindaco di Montebelluna, Lega. Grazie sindaco di essere qui. Ho aperto questa seconda parte con questo servizio perché io penso quasi tutte le mattine, ma da tanti anni, sto cercando di far capire che il nostro territorio è formato da persone per bene, da ragazzi per bene, sono tantissimi, io li ospito anche molte volte quando ho la fortuna di averli in trasmissione, e che dobbiamo smettere di pensare e di avere paura di uscire perché troviamo solo e solo baby gang. No, ci sono anche questi bravi ragazzi, ecco, forse questi esempi negativi che fanno vedere non fanno bene, noi abbiamo bisogno di vedere esempi positivi come questo ragazzino che giustamente il sindaco ha capito l'importanza di dare valore al gesto che ha fatto, che serve ad esempio per altri. Prego sindaco, intanto grazie di essere qui perché so gli impegni che avete, ma voi sapete che Sveglia Veneto è dedicata ai sindaci perché sono quelli più vicini al territorio, alle persone, alle famiglie, alle fragilità, poche risorse, tanti impegni. Allora, perché ha deciso di premiare questo ragazzino, di dare proprio un valore anche importante che resterà proprio per lui per tutta la vita? Ho fatto questo gesto e il sindaco mi ha premiato, la mia scuola ha capito l'importanza del gesto, il preside che ho avuto anche ospite, persona fantastica, non tutto nasce a caso a mio avviso. Prego sindaco Bordin. Allora intanto Mirella, io ringrazio lei perché dà anche la possibilità ai sindaci di poter spiegare direttamente ai cittadini alcune dinamiche che magari da fuori dal municipio non sono poi così immediate, quindi sono io che ringrazio lei per avermi invitato. Ringrazio anche il preside e il dirigente Massimo Ballon, dirigente dell'Einaudi Scarpa, che è il dirigente che abbiamo visto intervistato pochi minuti fa, perché è una persona di sostanza, come tutti i dirigenti di Montebelluna, dirigenti scolastici. Ci tengo a dirlo perché l'interazione, e poi arrivo al punto immediatamente, l'interazione tra studenti, scuole e amministrazione mi permetto di dire che è pressoché continua. Si immagini che io almeno settimanalmente, escludendo le ferie estive scolastiche, collaboro, se non sono io è qualche mio assessore, con le scuole, con i dirigenti, con i bambini, gli studenti, i ragazzi di ogni ordine e grado, proprio perché l'amministrazione non deve essere vista come qualcosa di distante dal cittadino, da coloro i quali tante volte sono definiti le future generazioni. Ecco, a Montebelluna non sono le future generazioni, sono già protagoniste, ci tengo a dire questo. Ho voluto
ho voluto premiare, dare un riconoscimento a questo ragazzo, perché purtroppo in questa società fa più rumore un albero che cade rispetto ad una foresta che cresce. Mi creda, io sono sicuro che nella legge dei grandi numeri ci sia qualche ragazzo che ha un poco di buono, ma sono anche convinto che la maggior parte dei ragazzi veramente debbano insegnare, ma quando dico insegnare non a qualcun altro, anche al sottoscritto, e questi esempi ce li ho ogni giorno. Quindi per me è stato un piacere confrontarmi con il dirigente scolastico, che ripeto è veramente una persona, è un razzo, nel senso pieno di iniziative, pieno di buonsenso, tutte destinate alla maturità non solo scolastica degli alunni, degli studenti, e quindi è stato un momento di riconoscimento, perché questa è una bella storia che non deve essere dimenticata, una storia importante, una storia che fa davvero riflettere. Ecco, questo mi sembrava il minimo, poter stringere la mano a questo ragazzo che si ricordi sempre che viviamo in un mondo dove se qualcuno compie un reato alcune persone magari fanno un video, lo postano sui social, ma si dimenticano poi di chiamare le autorità competenti. Quindi direi che è da esempio, questo ragazzo è da esempio non solo per i coetanei, ma per tutta la gente, ecco. Non è banale. Allora io presento un altro ragazzo, un giovane uomo che è in presenza, che è Marco Diso, event planner. Cosa vuol dire Diso, event planner? Questi nomi importanti, ma a caso i nostri nonni che magari partecipano a questi eventi che adesso spiegherà, dicono ma cosa fai sto qua? Prego Diso. Aiuto l'organizzazione degli eventi, soprattutto i matrimoni. Questo è semplicemente dall'interno, semplicemente vivendo la giornata. Cerco di aiutare tutti quanti gli sposi, in questo caso, a coordinare e avere questa giornata molto serena, molto tranquilla. Sono il loro punto di riferimento, semplicemente. Allora adesso chiederemo i numeri, perché noi siamo curiosi di Iso. Allora, a che età convolano a nozze i nostri giovani? Allora, dati Istat ritengono che gli uomini siano intorno ai 35 anni, mentre le donne intorno ai 32. Cioè proprio diciottenni, poi veramente sì. Molto giovani, avete capito? E sono aumentati i matrimoni, perché io ho avuto vari sacerdoti i quali hanno detto che c'è questa richiesta di matrimonio, vogliono celebrare il matrimonio. È vero, non è vero? Com'è la situazione? È assolutamente vero, anzi io ho fatto delle ricerche degli ultimi 10 anni, eliminando chiaramente i 2 anni del Covid, ma la media italiana è intorno ai 193.000 matrimoni all'anno, mentre nel Veneto siamo tra i 14 e i 15.000. Soltanto nel 2023 c'è stata una leggerissima inflessione, siamo a 13.800. Ovviamente i dati del 2024 verranno fuori tra qualche mese, però siamo in linea. Più matrimoni civili oppure matrimoni tradizionali in chiesa, vestiti, come funziona? Funziona che adesso, negli ultimi anni, la tendenza è stata all'aumento esponenziale delle unioni civili, anche perché è più facile, è un po' meno impegnativo anche dal punto di vista etico, e siamo sul 61% contro il 39% che ha la classica funzione religiosa. Questi sono i dati aggiornati. Sono dati importanti, sì, che noi riusciamo a capire. Cosa costa un matrimonio? Non andiamo nelle fasi principesche, perché abbiamo anche quelle. Cosa costa? Cioè, mia figlia si sposa, sono una famiglia normale, ecco, quanto mi devo impegnare economicamente? Dai 20 ai 30.000 euro. Solitamente, ritenendo che circa i 2/3 si ritornano praticamente nelle proprie tasche, perché tra i regali magari i genitori aiutano con alcuni pagamenti. Se spendono diciamo 30.000 euro a farla grande, diciamo che 20.000 euro ritornano dentro, quindi è una festa che costa un 10.000 euro circa. 10.000 euro circa. Sindaco Bordin, cosa dice? Lei sposa queste coppie, molti appunto hanno piacere di avere anche il sindaco, perché noi siamo così, cioè il sindaco è il sindaco che ha sposarmi, è il sindaco, perché se mi sposa l'assessore non sia la stessa roba. No. E il sindaco è il sindaco, è vero questo o non è vero il sindaco?
Allora, questo lo lascio giudicare a chi si vuole sposare. Io dico semplicemente una cosa da sindaco, premesso che non nascondo il fatto di essere una persona molto emotiva e anche molto timida, anche se non sembra. Quando mi capita di celebrare matrimoni, mi creda, è il momento più emozionante del ruolo che ricopro, semplicemente per un motivo, e tutti lo sanno, perché quando celebro un matrimonio dico sempre la stessa cosa, ma la dicono perché non so cosa dire, è una cosa per me fondamentale. Quando il sindaco parla, al sindaco capita spesso di parlare in pubblico e magari anche davanti a migliaia di persone. Ecco, il problema è che il sindaco viene ascoltato solamente, è normale, non tutti ascoltano ovviamente perché ci sono problemi di audio, perché stai facendo altro, mentre durante la celebrazione di un matrimonio tutti quanti ascoltano il celebrante, soprattutto gli sposi, e tra tot anni, quando ricorderanno il proprio matrimonio, che al sindaco piaccia o no, dovrà essere per forza nei ricordi degli sposi, perché il matrimonio è una delle poche tappe fondamentali di una vita, ed è per questo motivo che, ripeto, quando io celebro un matrimonio, mi creda, è una cosa abbastanza emozionante. Ho avuto la fortuna di celebrare il matrimonio di mia zia 2 anni fa, e mi creda che tremavo, cioè visibilmente tremavo con il foglio in mano leggendo la formula, ero più emozionato sia di mia zia che di mio zio messi assieme. Allora, visto che c'è questa sensibilità, andiamo a vedere cosa sta facendo il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, perché sta facendo una cosa molto cara a Mirella. Sapete quanto io ci tengo ai diversamente giovani e soprattutto mi preoccupano queste risposte che non arrivano dalle residenze, dalle RSA, perché non ce ne sono poche. Abbiamo delle domande incredibilmente lunghe, liste d'attesa incredibili. Allora guardate cosa sta facendo invece l'ampliamento RSA Montebelluna Umberto I. Andiamo a vedere. Al taglio del nastro della nuova ala dell'Umberto I, insieme alle autorità, c'era anche il signor Bruno, uno dei residenti più anziani del centro servizi di Montebelluna, che ha visto il cantiere per la riqualificazione in tutte le sue fasi, dall'avvio dell'intervento fino all'odierna inaugurazione. Dopo 41 mesi di progettazione e lavori, la nuova struttura da 2.710 metri quadri è pronta ad accogliere 52 ospiti non autosufficienti nelle sue 27 stanze. Questo progetto nasce dall'intento di creare una nuova casa funzionale, moderna, con degli spazi adeguati per consentire ai nostri anziani, un ultimo tratto di vita con la massima qualità possibile. Un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro per la nuova ala, disposta su 3 piani. Al piano terra il nucleo da 22 posti letto per persone non autosufficienti con Alzheimer e demenze. Al primo piano altri 30 posti letto per anziani non autosufficienti a prevalente compromissioni sanitarie a media grave. Gli ospiti avranno a disposizione anche un giardino esterno protetto dedicato, con accesso diretto all'interno attraverso passaggi sicuri, privi di ostacoli o barriere architettoniche. È una generale riqualificazione del centro di servizi Umberto I, che ha 112 posti letto, 100 diurno e servizio di co-housing. È un grande evento, è un grande momento per la comunità di Montebelluna e dintorni, perché diamo ai nostri anziani un motivo di crescere e di andare sul nuovo, con ambienti nuovi, tecnologici e performanti. Emozionante il messaggio letto da Maria, una delle ospiti dell'Umberto I. E tra poco saremo in una casa dove siamo tutte le ore del giorno, nostra giornata. C'è anche un giardino. E il progetto di riqualifica dell'area non si ferma qui. Stiamo trattando un po' con la regione per creare un parcheggio da condividere anche con l'ex ospedale che è qui vicino. Abbiamo poi dei progetti di aumentare gli alloggi per il co-housing.
Allora, Sindaco Bordin, c'è questa necessità, forse lei ha capito l'importanza di dare risposte, in qualche modo si vede che si sta cercando di fare qualcosa perché la situazione è veramente grave. Noi abbiamo una forte necessità, visto tutti oltre i centenari che abbiamo, ieri ne abbiamo sentito uno 107 anni, cioè non so io, ecco, ma veramente lucidissimo. Ecco, perché si fa così fatica a dare risposte a questi scrigni meravigliosi che abbiamo, che io dico sempre, Sindaco, che se siamo diventati così grandi, belli e forti è merito loro, del loro sacrificio, del loro lavoro, della loro pazienza e anche del loro ascolto che abbiamo avuto, che hanno avuto nei nostri confronti e che noi non abbiamo di loro. Prego, Sindaco. Assolutamente d'accordo con lei, perché potrei farle vedere in 2 secondi lo sfondo del mio telefono che dal 20 dicembre 2015 raffigura mio nonno, data in cui è venuto a mancare, ma proprio per dire qual è il legame che io ho ovviamente con i miei nonni, ma più in generale possiamo definirli con i nonni di tutti, ecco, perché sono come ha detto lei, uno scrigno di conoscenza, di buonsenso, e lo dico veramente con il cuore. Prova ne sia che quando c'è qualsiasi tipo di festa in casa di riposo io provo a liberarmi in qualsiasi modo per essere presente magari 5 minuti, non tanto per far piacere al festeggiato della presenza del sindaco, ma perché io sono convinto che il sindaco, nella fattispecie il sottoscritto, debba sempre imparare qualcosa, soprattutto da chi ha fatto una vita di sacrifici e ben poco viziati e temprati veramente in maniera che adesso sembra... se qualcuno racconta la vita che ha fatto questa gente, difficilmente ci si può credere con il benessere che abbiamo, quindi più benessere abbiamo più siamo portati anche a lamentarci poi. Io credo che l'Italia è il secondo paese come tasso di invecchiamento, questo è un dato reale che poi porta anche delle difficoltà a livello pensionistico, non solo alla residenzialità assistita per anziani. Le risorse non sono infinite, la congiuntura economica non è sicuramente delle migliori, credo però che ognuno debba fare la propria parte, prova ne sia che attraverso la collaborazione, la sinergia tra la Regione Veneto, che ringrazio, il Consiglio di amministrazione precedente ed odierno della Casa di Riposo Umberto I di Montebelluna, che ringrazio, attraverso il direttore Giaccon della Casa di Riposo, che ringrazio, e attraverso l'amministrazione comunale, siamo riusciti comunque nell'intento di realizzare, mi permetto di dire anche a tempi abbastanza record, una nuova ala che, mi creda, io sono andato a vedere in sopralluogo, in anteprima, qualche giorno prima, proprio perché ci tenevo, e quando sono entrato la mia espressione è stata wow, nel senso, come è stato detto più volte il giorno dell'inaugurazione, e come è stato detto anche dalla signora che abbiamo sentito esprimere il messaggio alla fine dell'inaugurazione, molto emozionante, non ci sono ospiti, ci sono residenti, perché la Casa di Riposo di Montebelluna è talmente accogliente che è una vera e propria casa. Sicuramente la sfida futura, non solo per le amministrazioni locali, che come ha detto lei soffrono sempre di risorse limitate, e risorse lei sempre in massa poche rispetto alle necessità che giustamente e doverosamente i cittadini hanno, è quella di investire a lungo termine per creare maggiori posti letto, maggiori strutture dove l'anziano che ha pagato le tasse per una vita, ma che ha cresciuto la propria famiglia, che poi è la nostra famiglia, che ha creato l'economia di un paese attraverso enormi sacrifici, possa sentirsi a casa. Allora andiamo a vedere anche questo video che ha portato Marco Diso per capire anche l'importanza di questi nuovi lavori, perché sono lavori di ultima generazione, che questi ragazzi si inventano pur di cercare anche di sbarcare un lunario, di trovare anche dei percorsi alternativi a quella che è un'offerta che loro non riescono a rispondere. Perciò vanno su altri lavori e stanno creando dei lavori anche importanti di aiuto. Andiamo a vedere il video.
Vorrei spiegare in pochissimo tempo chi sono e che cosa faccio. Io sono Marco Diso, sono un DJ, sono un animatore, sono uno speaker radiofonico, adesso sono entrato anche nel team di Radio Wow, faccio eventi nelle piazze con migliaia di persone. Sono un presentatore, sono uno showman e adesso, dopo il Covid, ho messo in piedi un'organizzazione che si occupa di gestire le situazioni musicali di ogni evento a 360 gradi. Matrimoni soprattutto, ma anche cene aziendali, DJ set nei locali, feste in piscine, eventi luxury, feste a tema, ovunque ci sia voglia di musica e di allegria. Collaboro con gruppi live, con altri DJ, con sassofonisti, con violiniste. Ho così tanto materiale che ormai potrei essere quasi un service audioluci e addirittura ho messo in piedi una struttura che mi permette di offrire spettacoli con video wall unici nel loro genere per tutti i tipi di eventi, dai più grandi ai più piccoli. Io riproduco una vera e propria discoteca in ogni luogo. E poi coordino ogni evento dal suo interno. Mi metto d'accordo con gli altri fornitori, con i catering, con i fotografi, organizzo e conduco gli scherzi, presento gli ospiti e sono un punto di riferimento, per esempio, per gli sposi per tutta quanta la giornata. Sono una specie di wedding planner e mi accorgo dalle recensioni, che ormai sono quasi un centinaio, che le persone apprezzano davvero questa figura. Io poi adoro quello che faccio. Ho appena cominciato, la strada è ancora lunga, ma io vorrei diventare il leader del settore e un punto di riferimento per l'intrattenimento a 360 gradi. Ma piano piano ci arriverò. Allora, bisogna anche avere un certo sex appeal, anche saper parlare, ecco, queste parole che rendono molto facili, ecco, avete sentito, lui non ha problemi di dialogare, di parlare, di comunicare. Quanto è importante la comunicazione? Cioè, vedere che sei sicuro di quello che stai dicendo, di quello che appunto stiamo vedendo, perché è importante questo, arrivare direttamente all'obiettivo che è quello di centrare l'attenzione. È fondamentale, soprattutto con le persone che non si conoscono, quindi bisogna sempre entrare in punta di piedi, magari bisogna dire la parolina giusta, bisogna cercare di coinvolgere un po' tutti a 360 gradi, soprattutto magari anche i più anziani, nel caso dei matrimoni ovviamente i genitori o magari gli zii, farli rendere partecipi di un qualcosa perché è una festa, quindi deve essere una festa per tutti, nessuno deve essere emarginato e tutti si devono divertire, dai più grandi ai più piccoli. Allora, prima abbiamo parlato di nonni. Quanto vivono i nonni il matrimonio? Quelli che hanno la fortuna di avere questi nipoti e i nipoti avere la fortuna di avere questi nonni. Molti contribuiscono anche alle spese, cioè se sposa me ne vado, te capisci bene che devo essere anche a me, anche economicamente. Come vivono i nonni il matrimonio? Questi matrimoni anche giovani, diversi dai loro? Sono entusiasti, sono proprio contenti, vedi la radiosità negli occhi delle persone di qualunque età e mentre tutti quanti sono convinti che loro magari dopo un periodo di tempo vadano via perché dopo magari sono stanchi, invece rimangono quasi tutti fino alla fine. Quindi sono proprio, la vivono con un entusiasmo incredibile. Piangono, perché piangono, soprattutto quando ci sono gli ingressi degli sposi nelle cerimonie civili, perché io in quelle religiose chiaramente non ci sono perché sono già nella location a preparare tutto, però io quando vedo proprio l'entrata della sposa, vedo proprio le nonne e i nonni con i fazzoletti molto contenti per la cosa, quindi... Allora, sono cambiate anche le usanze, i gusti, i costumi, cosa si regala in questo momento. La classica bomboniera mi sembra che sia sorpassata, i giovani sposi sono orientati a cose diverse, anche a cose anche ecosostenibili a mio avviso, ma soprattutto c'è un cambiamento anche per quello che riguarda proprio il percorso del matrimonio. E mi spiego, molti rinunciano anche al viaggio di nozze, fanno anche della solidarietà molto importante, questo è un bel segnale, ma soprattutto quello che non cambia è il vestito da sposa. Il vestito da sposa e un'altra cosa, i confetti, quelli non cambieranno mai, o sbaglio, Marco? Assolutamente sì, sono due cose che sono proprio imprescindibili all'interno della giornata e il vestito da sposa ovviamente ognuna lo sceglie a proprio gusto e i confetti portano fortuna, quindi
quindi non si può non dare la possibilità alle persone di poter mangiare i confetti, è sempre in numero dispari, il minimo è 3. Perché altrimenti sono le usanze che portano un pochino sfortuna, quindi quando si prende il sacchettino, quando magari c'è la confettata e non sono già distribuiti nei tavoli, sempre in numero dispari. Questa cosa tante persone non la sanno, però minimo 3. Allora, noi abbiamo Leone da Tre Baseleghi che odia i palloncini, perché la plastica va nel cielo, non fa bene, inquina. Una volta c'era il riso, ma il riso costa tantissimo, poi l'hanno vietato perché si sporcava. Adesso cosa si usa? Oltre il palloncino, cosa c'è che si è di moda? Le bolle di sapone. Wow, che bello! Il riso la fa ancora da padrone. Ancora? Ancora, assolutamente. Poi ci sono anche gli sparacoriandoli con i coriandoli, quelli biologici, quelli che anche a contatto non inquinano. E poi c'è questa moda con le bolle, di fare, tutti quanti hanno le bolle di sapone e quindi gli sposi passano, una volta finita la celebrazione, passano tra queste 2 file di persone in mezzo a tutte quante le bollicine. Un'altra cosa importante è la location dove vai a fare il matrimonio. Io ho fatto un convegno sabato su una delle più belle ville che abbiamo qui proprio a San Biagio di Calalta. Ecco, questa ragazza che io sto cercando anche di supportare per tenere in piedi questo ricordo del nonno. È un impegno enorme, grandissimo, è una ragazza giovane, è una mamma anche di un bambino, però lei è ricordo di questo nonno che ha lasciato questa meraviglia, ma che è faticoso tenere in piedi una meraviglia del genere perché abbiamo una burocrazia e dei costi che sono veramente insostenibili. Lei giustamente dice finché la mia famiglia mi supporta cerco di farcela, ecco, lei si impegna anche con eventi per cercare di dare anche vivacità, ma è molto difficile e complicato. Ma perché questi ragazzi non vengono supportati quando stanno facendo anche un bene alla comunità, perché sono le radici del territorio, queste location sono importanti. Perché si scelgono le ville venete secondo lei? Anche molti ristoranti nelle ville venete, ne abbiamo talmente tante, forse dobbiamo puntare di più su queste ville venete? Secondo me sì, noi abbiamo un patrimonio che è infinito fondamentalmente. Io che le frequento molto spesso perché 2, 3, 4 volte a settimana sono in qualche villa diversa, devo spezzare una lancia dicendo che assolutamente sono gestite molto bene, le persone che ci sono dentro sono estremamente competenti e potenzialmente la regione potrebbe anche aiutare a valorizzare queste ville anche per qualcuna magari per ristrutturarla, perché comunque è patrimonio della nostra regione e ovviamente la sostenibilità che possono avere gli attuali proprietari non è così grande da poter ristrutturare un castello, però è bello che le persone cerchino, ma non soltanto per i matrimoni, anche per gli eventi, le persone quando vogliono organizzare un qualcosa di bello vadano nelle nostre ville perché sono bellissime, sono veramente bellissime. Sindaco Bordini, l'importanza anche di tenere in piedi questo patrimonio che queste persone, questi meravigliosi diversamente giovani hanno lasciato, ecco, erano dei mecenati incredibili, investivano su una cosa che rimane al territorio. Ma perché un giovane fa così fatica, ecco, ad essere supportato su cose che sono importanti per la comunità? Perché anche lei fa parte di un partito che dice le nostre radici, le tradizioni, sì, ma non mi sopporti, io come faccio a tenere in piedi la radice e la tradizione? Eppure sono giovani che dovrebbero essere anche di incentivo per altri, anche perché si possono creare posti di lavoro soprattutto. Prego, Sindaco Bordini. Allora, rispondo in questo modo. Ha presente, non vorrei fare pubblicità, ha presente i baci Perugina? Io conservo un solo bigliettino augurale di quelli che si trovano all'interno dei baci Perugina e il bigliettino lo conservo perché su questo bigliettino c'è scritto: la fortuna non aiuta chi sta fermo ad aspettarla. Cosa intendo dire? Intendo dire intanto che abbiamo lì presente Marco è un esempio di una persona che non sta a aspettare la fortuna ma che si tira sulle maniche e Marco, non ti ho mai visto prima ma percepisco la tua passione, ecco, semplicemente questo.
Non credo tu sia nemmeno molto più giovane, sicuramente sei più giovane di me, ma non eccessivamente, quindi a me Marco, visto che non è una donna, glielo chiedo subito. Marco, ne faccio 40 a settembre. 40 a settembre, sindaco? Vabbè, ora ascolta, sono quasi coetanei, perché io ne ho 41, ne compio 42 tra 2 mesi. Ecco, perfetto, così abbiamo sentito anche l'età anche del sindaco Bordin. Prego, sindaco. Siamo quasi coetanei. Allora, io direi che ci sono due livelli di riflessione. La prima, a livello lavorativo, tale per cui, ripeto, la fortuna non aiuta chi sta fermo ad aspettarla. Parlavamo prima di giovani, io le posso garantire che mi capita spesso, anche in virtù del ruolo che ricopro, di andare a mangiare fuori, quindi andare a cena al ristorante, e vedo dei ragazzi che potrebbero essere potenzialmente miei figli, che hanno una capacità professionale nel lavoro che fanno. Mi riferisco a camerieri, ok? Comunque dipendenti di ristoranti, i quali si vede lontano 200.000 chilometri che non lo fanno perché devono arrotondare, perché devono studiare, quindi lo fanno con passione, lo fanno con serietà, e quindi anche in quel caso ho la possibilità di imparare qualcosa non dal residente della casa di riposo, ma dall'esatto contrario, quindi da un giovane. Poi bisogna anche dire che per quanto riguarda le location di cui stavamo parlando, allora, premesso che noi siamo bravissimi ad andare 18.000 volte in Thailandia in vacanza e non sapere cosa abbiamo fuori di casa. Le dico, io sono il primo colpevole di tutto ciò, perché sabato pomeriggio una mia amica mi ha fatto vedere la foto di una villa a Villorba, io non sapevo nemmeno che questa villa esistesse, tanto per dire, ecco. E certo, poi mantenerla non è così facile, quindi magari ti trovi ad avere, io ho un mio amico, ha una struttura, una villa di proprietà, e vedo quanto pesa poi il mantenimento. Non è però pensabile da un punto di vista matematico che la regione possa intervenire a sovvenzionare tutti coloro i quali sono in possesso di un immobile di un certo pregio. Magari potrebbero esserci degli sgravi anche da parte dello Stato e da parte del Ministero della Cultura, però anche lì si aprirebbe un fronte tale per cui allora quale immobile ha diritto di essere supportato, quale no, eccetera eccetera eccetera. Credo ci inoltreremo in un ginepraio dal quale potremo uscire forse stasera, Mirella. Allora, sindaco, abbiamo parlato di matrimoni, abbiamo parlato di diversamente giovani, abbiamo parlato di famiglie. Adesso io mando queste foto, sindaco, perché adesso parliamo di funerali. Parliamo di una famiglia che io sto seguendo, che lei conosce molto bene, la famiglia Battistetti Michelin. E io la pregherei, sindaco, di trovare il tempo di dedicare a questa, soprattutto mamma, che non si dà pace di questa morte terribile, una mamma che sta cercando di lottare anche per altre mamme e altre famiglie. C'è un'inchiesta in corso, naturalmente non ne parliamo, però il rispetto per questo dolore è dovuto, sindaco. Io ho visto una panchina a Montebelluna vuota, solo la mamma e il marito, ho visto una panchina a Conegliano invece con tante autorità, con tante persone. Ecco, io mi domando, sindaco, lei ha detto sono sensibile, mi commuovo, sono anche molto timido, forse di dedicare altri 2 minuti a questa morte terribile, perché visto i numeri che abbiamo nelle morti sul lavoro penso sia doveroso anche da parte sua, perché i sindaci sono i responsabili della salute dei cittadini, teniamolo presente, ma soprattutto è questo dolore che non passa, questa donna, questa mamma. Io ho visto tante mamme, lei sa che io ho messo in piedi associazioni, abbracciano le associazioni, per tutte quelle associazioni che non vengono ascoltate, non sedono ai tavoli, ecco, degli stati generali perché non appartengono a partiti o cerchi magici. Io le ho, sono tante mamme anche che hanno perso i loro figli anche in incidenti stradali. Perciò le chiedo io questo, sindaco, sapendo la sua sensibilità,
che forse vale la pena di rivedere questi occhi di questa mamma, di cercare di dire guarda che io ci sono. Ecco, forse non ci siamo capiti molto bene, ma io sono il tuo sindaco e ci sono per far capire che il tuo dolore l'ho sentito, lo sto condividendo perché è un dolore atroce. Io ho visto tante mamme, ma il dolore di mamma Monica è un dolore che ha superato tutte le altre. È un dolore viscerale così forte, così intenso, che veramente lei sta combattendo anche per portare avanti cosa si può fare per combattere queste morti sul lavoro, perché abbiamo dei numeri che sono veramente, ci lasciano senza fiato. Prego, Sindaco Bordin. Ma guardi, a fine aprile, quando c'è stato il momento di raccoglimento presso la panchina bianca, le garantisco che eravamo in centinaia e le garantisco che c'era praticamente, direi quasi tutta la giunta, doverosamente, ma anche consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza. Peraltro non sono solo intervenuto io ricordando purtroppo il tragico accaduto, è stato chiesto anche all'assessore Severin, che è stato vice sindaco reggente ma anche medico di base della famiglia Battistetti, di prendere la parola per ricordare Mattia. Quindi noi nel momento in cui ci sono le manifestazioni abbiamo il dovere di essere presenti, senza considerare che, visto il caso specifico che ha creato una ferita all'interno del tessuto montebellunese, credo sia una cosa oggettivamente reale e sulla quale nemmeno perdere un secondo in più, nel senso che è talmente evidente, perché me lo ricordo benissimo. Vi ricordo il dottor Severin, al tempo vice sindaco reggente, in lacrime presso il cantiere dove è avvenuto tutto ciò. Monica sa che io sono sempre disponibile, ha il mio numero di telefono nel momento in cui l'amministrazione deve supportare ed essere presente. Se non è presente in questi casi, in quali altri casi deve essere presente? Punto di domanda. Quindi ricordo che nell'ultima occasione, ripeto, qui presso la panchina bianca, che poi è a 2 metri dal municipio, l'amministrazione era presente in maniera massiccia, non solo perché è doveroso, ma perché siamo esseri umani prima di essere amministratori. Fare l'amministratore è una cosa transitoria, per fortuna, perché siamo in democrazia. Esseri umani lo siamo sempre, l'empatia è dovuta sempre e comunque. Aggiungo anche che siccome a fine aprile in questa occasione sono arrivato appositamente in anticipo, perché ho avuto modo di potermi confrontare con alcuni rappresentanti di categoria e di rappresentanti sindacali presenti, proprio per condividere qualche dato e qualche riflessione assieme. Senta Sindaco, è successo anche un'altra cosa terribile a Montebelluna. È stata portata via dal cimitero questa pianta di orchidea che era stata messa proprio per Mattia Battistetti, però grazie anche alle telecamere è stata scoperta la persona che aveva portato via la pianta, che poi è stata restituita, ma soprattutto ecco il gesto. Lei vive un territorio particolare, un territorio che ha bisogno di supporto per i cittadini che hanno paura di uscire per queste baby gang, per questi furti, perché noi i furti non si contano più, la gente rientra prestissimo a casa perché ha paura di lasciare la casa a sola. Quanta sensibilità deve avere un sindaco per dare risposte a tutti gli avvenimenti che ci sono ogni giorno, perché ogni giorno succede qualcosa dove io devo essere presente e dare una risposta. Succede la morte di questo ragazzo, succede l'incidente, succede il furto. Ecco, quanto deve essere preparato un sindaco anche per avere i paraurti, si dice una volta, sindaco, perché quando arrivano sono dei tir che ti arrivano addosso e ti schiacciano al muro, perché in quel momento tu devi dare una risposta e se la risposta non è adeguata c'è uno strascico che poi può nuocere anche il sindaco, perché è l'opinione pubblica che poi sente questo dramma. Cosa dice il sindaco? Ecco, lei tutti i giorni deve combattere, come tutti i sindaci, a queste realtà
che forse non arrivano in provincia, non arrivano in regione neppure a Roma, ma arrivano a voi, perché siete voi il punto di riferimento, siete voi la risposta. Per quello io invito i sindaci, perché sono loro che sono i primi protagonisti nella linea, in prima linea. Ecco, veramente è una linea veramente terribile. Prego, sindaco. Allora, la mia premessa è la seguente: alcune volte sembra che quando fai rappresentante delle istituzioni tu sia il martire di turno. Ecco, io non sono così, io credo che i veri eroi siano coloro i quali mantengono 3 figli senza avere un lavoro o che magari hanno un lavoro precario. Questo non toglie, le posso garantire che da un punto di vista umano affrontare tragedie, vale per Montebelluna ma vale per tutti i sindaci, credo, di tutto il globo, di tutta la terra, quindi ce lo siamo scelti, il pacchetto è completo, ci sono gioie e dolori, oneri e onori. Capitano delle cose che possono essere eventi atmosferici, delle disgrazie, come ha detto lei, degli incidenti, tragedie, per le quali tante volte non è facile da un punto di vista umano intervenire. Cioè, voglio dire, quando tu devi chiamare una famiglia per porgere le condoglianze perché è venuto a mancare un bambino di 3 mesi, diciamo così, il senso di solitudine è abbastanza spiccato. Non mi piace dire che dopo un po' ci fai l'abitudine, perché a queste cose non ci si deve assolutamente abituare, quindi ogni giorno è una sfida. E qui, se mi permette, mi collego alla tematica iniziale, che era quella dei giovani, motivo per il quale io sono portato a coinvolgere le giovani generazioni, è proprio perché l'attività di un sindaco è quella di gestire non solo le cose belle, ma purtroppo anche essere presente durante le varie tragedie. Ecco, l'opportunità di poter interagire con i giovani, quando parlo di giovani parlo dagli infanti in poi, è proprio quella di farsi venire il sorriso. Magari hai avuto una giornata difficile perché c'è stato un incidente, perché ci sono stati dei furti, perché ovviamente i cittadini poi vedono anche il sindaco come primo punto di riferimento, che non è una cosa negativa, anzi è una cosa che rende onore. C'è anche però un senso di impotenza in tutto ciò, e il fatto di poter interagire con i giovani ti fa tornare il sorriso. Ecco. Quindi si va avanti con una programmazione nel medio-lungo termine per quanto riguarda i lavori pubblici e le progettualità anche delle politiche giovanili, e poi si prende atto, come ripeto in tutte le comunità, non solo a Montebelluna, degli accadimenti meno piacevoli che possono accadere, e si vede di poter fare sempre il meglio che si può e di essere presenti soprattutto per chi ne ha bisogno. Allora, un'altra cosa importante, grazie Sindaco Bordin per aver spiegato anche la capacità o l'incapacità dovuta anche al momento, perché se non hai le forze da combattere cosa fai? Non puoi farlo. Ecco, noi abbiamo pochi vigili, abbiamo poche forze dell'ordine, dove servirebbero invece dei numeri molto più consistenti, perché le famiglie e specialmente le persone quando escono, quando vedono una divisa si sentono sicure. Questo è il messaggio che arriva. Quanto deve essere sicuro un matrimonio? Perché il problema è la sicurezza. Ecco, è un tarlo terribile quando si organizzano eventi. La prima cosa veramente che chiedono, Marco, è la sicurezza dell'evento. Però questa sicurezza delle volte è esagerata, ecco, e secondo me dovrebbe esserci evento, cioè non è che le leggi dovrebbero valere per tutto. Per fortuna qualcosa si sta muovendo, perché forse hanno capito che avevo fatto un minestrone dove avevano messo la sagra paesana col concerto di Vasco Rossi, per dire. È vero o non è vero? Anche qua i burocrati dovrebbero stare anche un po' attenti quando si legifera, perché poi troviamo delle cose assurde, tanto è vero che molti hanno lasciato perché non erano in grado di dare questa sicurezza che si pretendeva, anche con dei costi enormi. Prego. Allora, bisogna distinguere tra evento privato e ovviamente evento pubblico, perché la sicurezza all'interno del mondo dei matrimoni fondamentalmente non esiste, o meglio, sono eventi familiari con la cerchia ristretta di persone e non c'è bisogno di mettere quella sicurezza in più. Mentre per quello che riguarda un evento pubblico, più grande è,
e più chiaramente c'è bisogno di avere quel nocciolo duro di sicurezza, quel cordone che non permetta anche mentalmente alle persone di poter fare qualcosa che non dovrebbero fare. Quindi la presenza, anche semplicemente la sicurezza che adesso c'è anche nei locali, negli eventi, nelle piazze, incentiva le persone a non commettere niente di particolare. Quindi io sono assolutamente pro la sicurezza, pro l'intervento dei vigili o comunque delle forze armate, e per tutelare ancora alla base un evento, qualunque esso sia. Fare prevenzione per avere più sicurezza. Assolutamente. Sindaco Bordin, quanto è importante la sicurezza? Adesso si apre una stagione dove gli eventi non si contano e veramente abbiamo visto anche con la sindaca Appendino, io non so se veramente dovevano colpire questa sindaca, se tu trovi l'imbecille di turno che fa un gesto pazzesco, come fai a prevenire una cosa del genere? Eppure lei ha pagato a caro prezzo, anche se io devo dire la verità che mi sembra una cosa, io ho organizzato tantissimi eventi, sindaco, la prima cosa che ho sempre fatto è stata proprio la sicurezza, assicurazione e sicurezza ai massimi livelli, perché ripeto, l'imbecille è dietro l'angolo, però cosa fai? Sindaco, quanto è importante per lei la sicurezza degli eventi? Beh, visto che siamo noi sindaci responsabili della sicurezza delle nostre città, direi che la sicurezza è fondamentale. Mi rendo anche conto che certe volte esistono delle farraginose problematiche di carattere burocratico, è inutile negarlo, però queste forse sono anche necessarie per evitare che possa accadere qualcosa di negativo. Ricordo sempre che come che se suol dire da queste parti, finché va tutto bene, no? Tutti contenti. Dopo succede qualsiasi cosa, è sempre colpa del sindaco. Quindi ne approfitto a tal proposito, perché siamo usciti proprio oggi con la notizia che il Comune di Montebelluna mette a disposizione per i privati, cioè, allora noi, come ha detto lei Mirella, ci stiamo proprio inquadrando ad una stagione ovviamente densa di eventi. Montebelluna sarà strapiena di eventi, per fortuna, tutti eventi di qualità. Alcuni sono eventi promossi dai privati, i quali ci hanno chiesto l'aiuto della polizia locale. Ecco. Quindi da oggi fondamentalmente la polizia locale di Montebelluna è a disposizione negli orari non di ufficio per quelle iniziative di carattere privato a pagamento, ovviamente tutto concordato con le sigle sindacali, proprio per poter dare un sostegno ai privati che ne avessero bisogno. Siccome è una notizia che è uscita oggi sul giornale, ho il piacere anche di comunicarvela. Per quanto riguarda la sicurezza più in generale, io ricordo che non si legifera all'interno dei comuni, quindi io credo che le norme debbano essere sicuramente norme che fanno cambiare, cioè devono essere delle norme, parlo di furti. Le norme devono anche punire, le pene devono essere alcune volte più severe. Il furto è uno dei più comuni reati da quando l'uomo è su questa terra, e il furto secondo me diminuisce nel momento in cui il ladro ci pensa due volte ad andare a rubare all'interno della casa altrui. Ricordiamoci anche che è un reato particolarmente odioso, perché in un certo senso va a colpire anche l'intimità di una propria abitazione. Io me lo ricordo benissimo, vennero a rubare a casa mia nel 96, quindi stiamo parlando di 30 anni fa, avevo 14 anni e mi ricordo ancora con disgusto quell'orma di scarpa sporca di fango all'interno della mia casa, orma sporca di fango che non era né di mia madre né di mio padre, ancora me la ricordo. Quindi certe volte servirebbero secondo me delle leggi più stringenti, più severe, che possano fungere anche da deterrente. Un ringraziamento, e dopo mi taccio, va a tutte le nostre forze dell'ordine, ai carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla polizia locale,
che pattugliano il nostro territorio, ed è il mio accorato appello, non è la prima volta che lo dico, ma ripetita iuvant, è denunciate, perché con la riforma Cartabia è fondamentale la denuncia. Ultima cosa, mi raccomando, ogni anno qui a Montebelluna, da quando faccio il sindaco, c'è un momento di incontro con la cittadinanza, solitamente presso l'auditorium della biblioteca, presenti il comandante della compagnia di carabinieri, il comandante della caserma di carabinieri, il comandante della tenenza della guardia di finanza, il comandante della polizia locale, i rappresentanti del controllo del vicinato, i quali ci spiegano se e in quale modo poter mettere in campo alcuni comportamenti. Non pubblichiamo i post su Facebook quando siamo in vacanza, i ladri lo vedono. Ok, quindi tutta una serie di consigli per prevenire furti e truffe di cui stavate parlando appena mi sono connesso. Abbiamo parlato anche di questo a dicembre, lo rifaremo il prossimo dicembre, non mancate. Allora Sindaco, l'ultima cosa, poi ci salutiamo. Cos'è che la preoccupa di più in questo momento, proprio come risposta da dare ai suoi cittadini? Le rispondo così. I cittadini hanno il diritto di vedere erogati tutti i servizi possibili e immaginabili. Per erogare tutti questi servizi possibili e immaginabili servono delle risorse. Spesso non è pensabile avere tutte queste risorse. Faccio un esempio: siamo stati beneficiari di 17 milioni di euro derivanti dal PNRR, il treno che passa una volta sola per quanto riguarda l'edilizia scolastica, mense e palestre. Questo comporta una compartecipazione che nel corso del tempo, compartecipazione con risorse comunali, quindi dico a portare avanti i cantieri. Compartecipazione che sale nel corso del tempo per un aumento generalizzato delle materie prime. Credo che il privato lo sappia molto meglio del pubblico. Ecco, siccome è una questione di vasi comunicanti, le risorse non sono infinite. Vi ricordo che nel 2023 il Comune di Montebelluna è intervenuto con risorse proprie ad integrare cantieri per scuole, quindi le giovani generazioni di cui stavamo parlando prima, con 4.600.000 euro. Questo comporta c'è stato un ritardo per quanto riguarda le asfaltature, che però quest'anno saranno nell'ordine di 1.200.000 euro. La vera sfida, secondo me, è un'altra cosa di cui stavate parlando prima, che ho sentito di struscio quando mi sono connesso: rendere le città e i paesi italiani a misura di persone diversamente abili, punto. Perché quello è uno dei primi segni di civiltà di un paese civile, scusatemi la ridondanza. Per fare questo servono cospicue risorse, ma questo dovrebbe essere il mantra di ogni amministrazione pubblica a qualsiasi livello. Sì, anch'io penso questo, Sindaco, che dobbiamo dare priorità alle fragilità a 360 gradi. Ecco, questo è l'obiettivo al quale sto cercando di dare delle risposte anch'io con le mie squadre che ho creato, perché c'è veramente un problema enorme di dare risposte alle fragilità. Grazie veramente, e veramente grazie al sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, grazie di aver dato anche delle risposte, anche delle volte un po' imbarazzanti, ma sa la Mirella com'è, io dico quello che vedo e quello che penso. Spero tanto che lei, sindaco, alzi il telefono, dica ciao a Monica Battistetti, perché è un momento molto difficile che sta attraversando. Forse sarà il caso che faccia questa telefonata, sindaco, le sarei molto grata, perché sono molto preoccupata, e forse anche un ciao detto da lei, un saluto, può essere molto utile per lei e anche per questa famiglia molto provata. Grazie sindaco Adalberto Bordin, adesso grazie un bel sorriso, grazie veramente sindaco, un sorriso, guardate che bel sorriso, come fai non a affidarti a un sorriso del genere che dà sicurezza? Come ci vuoi lasciare? Che saluto vuoi fare, Marco Diso? Innanzitutto ho sentito bene il sindaco, una persona estremamente in gamba. Vorrei approfittare delle ultime parole che ha detto, dicendo che la sicurezza che io vivo personalmente nelle strade quasi tutte quante le notti, ritornando a casa chiaramente dal lavoro, stanno facendo un ottimo lavoro i carabinieri, le forze di polizia, per mantenere la prevenzione soprattutto
soprattutto le persone hanno paura di osare, quindi adesso non osano più. Io mi sento sicuro a girare di notte, sono sincero. Anch'io. Non so perché, ma siamo in due. Io sono molto tranquillo, anche per quello che riguarda la sicurezza. Ho visto che negli ultimi anni c'è stato un miglioramento. È vero. Non dobbiamo aver paura. Non dobbiamo avere assolutamente paura. Ecco, sempre antenne alte naturalmente, però non dobbiamo aver paura di uscire, perché non è possibile che passi questo messaggio che non è vero. Io ho un'amica che vive proprio a Treviso, in Piazzale Roma, è di Napoli. Lei dice: ma di cosa vi state lamentando? Cioè, volete venire a vedere cosa succede da noi, volete venire a vedere, perciò vedete su qua con quale angolazione ognuno può vedere. Certo, i furti quelli sì, sono molto preoccupanti, e ringrazio veramente il sindaco Bordin per averlo capito, perché là bisogna fare la massima attenzione, dando più potere ai sindaci, magari aiutandoli ad avere più persone, ecco, ad assumere di più personale per la sicurezza, e possono essere anche i vigili, dare più numeri alle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, perché siamo in pochi ma siamo anche in tanti, e abbiamo bisogno di sicurezza. Grazie, pubblicità. Due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Silvia Della Colletta, sentite, presidente Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, e Vittorio Veneto Ebraica, e poi ci spiegherà. Saluto anche da Padova il professor Arturo Lorenzoni, consigliere regionale. Grazie non solo, grazie anche a lei professore di essere qui con noi questa mattina, perché dobbiamo noi capire cosa è la cultura? La cultura a 360 gradi. Certo che se hai una buona cultura hai rispetto dell'istituzione, hai rispetto del ruolo che ricopri, ti poni in maniera diversa, sai esprimerti in maniera diversa nel rispetto della persona che hai di fronte. Cos'è il rispetto nella cultura, Presidente Della Colletta? Guardi, io inizierei col dire che l'istruzione ti dà tanto, ma la cultura ti rende libero. Ecco, questo è il messaggio che mi sento di dare. La cultura che poi non necessariamente te la dà la scuola, te la fai tu. Perché la scuola arriva fin là, insomma, la scuola dà un'istruzione, così come dà leggi dello Stato, insomma. Quello che ti fai tu è la cosa più importante, è il tuo patrimonio, è ciò che ti distingue, è ciò che ti fa essere, diciamo così, critico, ma una critica costruttiva nei confronti del mondo, di ciò che ci circonda, delle scelte che dobbiamo fare tutti i giorni. Delle tue radici? Le tue radici, fondamentali, le radici. Ecco, sì, mi ha dato un'idea, perché poi volevo esprimere anche questo sulle radici. Prego. Niente, si rivolgono a noi, come circolo proprio, perché cominciano a fare l'albero genealogico, a proposito di radici. Capisce? Quindi di lì poi partono e magari si fanno la storia della Chiesa, del paese, eccetera. Quindi approfondiscono e conoscono e poi spiegano ad altri, quindi diventano dei fari di cultura nel territorio. Allora, andiamo a vedere anche questa foto di questo convegno, visto che abbiamo parlato di cultura, questo convegno e libri. Quanto importante è leggere un libro? Quanto importante è essere un'erudita? Ecco, non sono colto ma posso essere erudita. Essendo erudita poi posso arrivare anche ad essere colto. Prego, e vediamo anche le immagini. È fondamentale. Ciò che portiamo noi è, mi consente il termine, pesce fresco, nel senso che è cultura, ma soprattutto è storia che viene dagli archivi, ciò che ancora non c'è nei libri. Quindi i nostri, ecco qui c'è l'immagine per esempio della vetrina che abbiamo fatto a Vittorio Veneto, a Serravalle, con le nostre produzioni. Ciò che si trova nei nostri libri, quando li pubblichiamo, è tutto materiale nuovo. Qualcosa che non si conosceva, che abbiamo tirato fuori dopo vari, diciamo, scavi negli archivi, perché di questo si tratta, ore e ore negli archivi, che raccomando perché sono luoghi di silenzio,
luoghi dove si incontrano appunto anche queste generazioni del passato, i modi di vedere, il profumo, sicuramente il profumo della carta, che è della carta. favoloso. Ecco, quindi sicuramente nella nostra produzione si è sempre trovato qualcosa di nuovo, e anzi tutto nuovo, perché certo bisogna fare una premessa dicendo va bene, c'è questo e questo, però adesso io aggiungo nuova conoscenza, nuovo sapere, eccetera, sul territorio. Noi siamo legati al territorio, noi facciamo normalmente il cenedese, tra Piave e Livenza, per intenderci, ecco, sì, perché l'antico cenedese a volte lascia un po', quindi vuol dire dal Cadore fino alle lagune. L'antico cenedese era il territorio di Dacamino, i feudatari di Vittorio Veneto, dell'allora Ceneda Serravalle. Però ecco, questo è un territorio che ha dato delle sorprese enormi. Noi abbiamo contribuito molto proprio a scrivere la storia di questo territorio e stiamo continuando. Anche perché in un momento dove Vittorio Veneto, specialmente negli ultimi periodi, è alla cronaca solo per le liti in casa politica, senza capire che la gente invece ha bisogno di conoscere le radici, il territorio, capire cosa c'è in questo territorio meraviglioso che abbiamo a 2 passi da casa. Veramente. E che delle volte magari la politica entra a gamba tesa solo per interessi di poltrona, senza pensare quanta fatica fanno anche presidenti, associazioni come la sua per far capire che il territorio è un'altra cosa. Il territorio è anche della politica, ma non è solo della politica, è dei cittadini che vogliono capire anche le loro radici, quali sono. Allora, professor Lorenzoni, perché la politica arriva sempre a gamba tesa e distrugge anche quel bene comune che sta cercando di fare il mondo del volontariato, l'associazionismo, mettendoci del proprio, ecco, delle volte veramente facendo capire l'importanza del territorio e la qualità del territorio. Prego, professore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito. Io però non sparerei a zero sulla politica tout court, nel senso che c'è politica e politica, mi lasci dire, lasci difendere la categoria in qualche maniera, nel senso che anche tra i politici ci sono persone di cultura, persone che hanno quella curiosità che consente di diventare veramente capaci di leggere ciò che accade, ciò che è accaduto e ciò che potenzialmente accadrà, perché la cultura alla fine è questo, gli strumenti per leggere il presente e leggere ciò che accade. Per cui ecco, io vedo che c'è anche tanto supporto da parte almeno di alcuni dei rappresentanti politici a tutte le attività di volontariato, a tutti coloro che si impegnano e che mettono a disposizione del loro tempo, delle loro conoscenze, molto spesso gratuitamente a favore degli altri. Per cui ecco, non facciamo di tutta l'erba un fascio, se no rischiamo veramente di buttare... No, vede, professor Lorenzoni, dove la contesto, perché io non devo essere fortunata di essere un ragazzo, una ragazza o un giovane, una diversamente giovane, di vivere su quel posto ed avere quel sindaco, quell'amministrazione, ecco, quell'insegnante, perché sono fortunata. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è la conoscenza del territorio, le mie radici. E non sempre, professore, avviene questo. Per carità, lei ha anche ragione, ci mancherebbe che facessimo di tutta un'erba un fascio. Però la realtà che vediamo è diversa da quella che ce la descrive lei. Chi si dovrebbe occupare di questo lo sta facendo a macchia di leopardo. E se io non sono tra questi, io rimango senza risposte. E chi mi aiuta? Presidente, ecco, lei sta facendo un lavoro immenso, bisogna avere la fortuna anche di essere supportati, perché avere il supporto è fondamentale, specialmente il supporto politico, perché funziona così. Non possono dire che non è vero, funziona così. Se io ho anche il supporto politico riesco ad ottenere molti più risultati di non averlo. Prego. Certo, sì, sicuramente avere un buon assessore alla cultura, esperto, che conosce queste realtà, che va incontro, addirittura quasi anticipando le nostre necessità, è fondamentale. Noi veniamo da un periodo
tutto sommato buono. Abbiamo avuto la dottoressa Antonella Uliana che per 2 mandati, prima con il centro-sinistra e poi con il centro-destra, comunque ha dato molto alle associazioni, è sempre stata presente, e l'avere presente l'assessore durante i nostri convegni, durante le nostre, noi facciamo anche durante l'anno degli incontri culturali. Sempre di un certo livello, ovviamente, cerchiamo di chiamare professori universitari oppure dei ricercatori esperti, no? Coloro che pubblicano, ma in modo anche credibile, perché non è tutto oro quello che viene pubblicato, a volte da sapere cosa leggi. Esatto. Quindi no, è importante avere penso che Padova, diciamo da dove viene il consigliere Lorenzoni, non manchi di questo. Io ho abitato a Padova, erano i tempi di Zanonato e poco dopo, insomma, quindi mi ricordo che Padova non aveva di questi problemi, l'assessore era un assessore competente, presente e tutto, però non è dappertutto così. Però in genere la cultura viene relegata all'ultimo posto. Sì, vabbè, c'è, però è meglio la festa, per carità, la festa del locale va benissimo. Ecco, ultimamente per esempio con il Festival di Sant'Augusta, che lei sa si fa a metà agosto, si celebra la nostra santa, insomma, più importante, facciamo un inserto di cultura. E l'hanno chiesto a noi. Ecco. Perché siete esperti, perché sono andati, hanno scelto l'associazione che si occupa di questo. Perché noi abbiamo avuto anche amministratori, anche locali, anche del suo territorio, che hanno detto che con la cultura non si mangia. Invece si mangia forse di più, proprio si potrebbe mangiare anche meglio se si investisse di più proprio sulla cultura. Questo lo dico io, Presidente, ma ci credo. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Volevo parlare col signor Lorenzoni. Voi che siete in regione avete la possibilità di controllare cosa sta succedendo col discorso dei soldi del PNRR. E cioè, col decreto sblocca cantieri del 2019 c'è stata la liberalizzazione, c'è stato le modifiche per quanto riguarda gli appalti e hanno portato a 5 milioni di euro senza gara d'appalto. Allora c'è bisogno di un'opposizione che controlli, che vigili su questi lavori che vengono dati alle imprese che, diciamo così, degli amici, per controllare i prezzi, perché noi siamo preoccupati che con questo sblocca cantieri, questo via libera, spendete quello che volete, ci troveremo, oltre a non avere più i soldi del PNRR, ad essere supertassati per finire i cantieri. Buona giornata signor Lorenzoni, buona opposizione. Grazie al nostro Claudio da Marano Vicentino. Prego, professor Lorenzoni. No, la preoccupazione che ha espresso il signor Claudio è una preoccupazione che abbiamo e che ci è presente assolutamente. C'è un osservatorio specifico, addirittura nell'assestamento di bilancio e nel rendiconto del bilancio per il 2023 che andremo ad analizzare adesso nell'arco del mese di luglio, c'è una sezione dedicata specificamente agli investimenti del PNR, quindi è, diciamo così, oggetto di attenzione. Ma io vorrei, se posso, anche rassicurare il signor Claudio e gli ascoltatori che con questa legislatura è stata riattivata la 4ª commissione consigliare che non era stata attivata nella legislatura precedente e che ha proprio come obiettivo quello di vigilare sugli appalti, sulla legalità. È presieduta da Andrea Zanoni, che è un collega consigliere, e stanno proprio facendo un lavoro di analisi dettagliata di ciò che accade dal punto di vista economico nel nostro territorio. Per cui ecco, il PNR è uno degli elementi di maggiore attenzione e io confido, perché vedo che c'è un'attività attenta di ascolto, ci sono delle audizioni frequenti da parte di coloro che gestiscono questi appalti e io sono confidente che ci sia un'attenzione particolare. Porto l'esempio di Padova, in cui tutti gli investimenti fatti dal PNR
tutta la documentazione passa per la prefettura, proprio automaticamente tutti gli atti vengono condivisi con la prefettura, proprio per avere la massima trasparenza, la massima capacità di vigilare anche nella fase proprio di origine dell'appalto. Per cui io mi auguro che ci siano strumenti sufficienti per evitare degli abusi. Purtroppo poi sappiamo che c'è la capacità di superare anche queste regole, ma io credo che nel nostro territorio ci sia tutto sommato una struttura, un tessuto capace di tenere fuori quelli che sono gli abusi che sono possibili, ma meno nel nostro territorio rispetto ad altri territori dove la vigilanza spesso non è sufficiente. No, ha fatto bene a dirlo, professor Lorenzoni, meno nel nostro territorio, però ciò non toglie che dobbiamo essere con le antenne molto alte, fare molta prevenzione, perché purtroppo io ho avuto l'associazione Libera e quello che ho sentito mi preoccupa molto, perché sono talmente diventati, cioè non hanno più la lupara e la coppola, sono i colletti bianchi che sono arrivati, basta vedere i numeri che abbiamo, e questo ci preoccupa molto il caporalato, sembrava che ci fossero solo al sud, io anni che lo dico che ce l'abbiamo anche qua, forse perché vivo il territorio, però c'era un silenzio assordante, sembrava che qui andasse tutto bene, che non ci fossero problemi. Capisce che la prevenzione è anche iniziare a parlare di queste cose, come ha giustamente Claudio e altre persone che chiamano al mattino, perché anche questa è prevenzione. Finalmente il cittadino si preoccupa, non è più il cittadino minovò o combatta, anch'io ho diritto di parlare, di conoscere, di capire. Anche i diversamente giovani, che sono veramente delle mappe incredibili che abbiamo la fortuna di avere, possono partecipare, ecco, vivere anche la società in maniera diversa, con la cultura, come dice la Presidente. Perché non far partecipare questi diversamente giovani? Ma mi devo far conoscere, devo sapere, far sapere chi sono, ma devo arrivare a loro. Ma se non so il nome e il cognome, come faccio ad arrivare a loro? Ecco che qua interviene il comune, l'amministrazione che mi supporta, anche la regione. Ma è possibile che non si possa fare un censimento dei diversamente giovani, professor Lorenzoni? Sapere chi sono, che fragilità hanno, dove vivono. Perché è così difficile fare questo, visto, e lei lo sa, perché più di qualche volta mi sono permessa di dirglielo e disturbarla. Io ho continuamente, in realtà l'ultimo è Luigi da Padova, che poveretto ha dato perfino il numero sbagliato, non riesco più a rintracciarlo, ha detto sono io e mia moglie soli a casa, 95 anni io, 86 mia moglie, e non vedo mai nessuno che venga a vedere come stiamo. Capisce, professor Lorenzoni, che stiamo parlando di Padova, come dice la Presidente, ma se succede questo a Padova, cosa succede da altre parti? Capisce che sono molto preoccupata, mi fa piacere di averla ospite. Pensi, ha perfino sbagliato il numero di telefono, non riesco più a rintracciarlo, ho provato anche a dirlo per televisione, perché poi subentra la paura, perché se qualcuno gli dice no Luigi non sta piccia mano, sta mi mette te, par carità, chissà cosa chi te fa, Luigi non chiama più. Però Luigi esiste con sua moglie, diversamente giovani, soli e abbandonati a Padova. Adesso io non glielo so dire, ma cito l'esempio, capisce che sono preoccupata, Lorenzoni, perché se ci fosse un censimento, come lo facevano una volta, chi sei, come vivi, noi abbiamo bisogno di questo, perché abbiamo ultracentenari ormai con dei numeri incredibili. Presidente, anche questa è cultura, anche questo vuol dire supportare queste fragilità. Prego. Guardi, noi abbiamo un iscritto che è stato anche uno dei fondatori del circolo nel 1981, che ha 93 anni e che viene ancora a tutte le riunioni e che ad ogni convegno presenta un suo lavoro. Ecco, persone così non sono lasciate a loro stessi, persone così fanno parte integrante del nostro gruppo e insegnano ancora, perché questo vuol dire che si può fare. Ecco, quindi è importantissimo la parte sociale.
del volontariato. Noi siamo un'organizzazione di volontariato regolarmente iscritta nel RUNTS, che è il Registro Unico Nazionale. Abbiamo cambiato nome ancora, non si sa dove andremo, settore. Ma andiamo. Comunque, e vai. Siamo regolarmente iscritti, quindi è chiaro, noi facciamo volontariato, ci paghiamo una quota, però si viene alle nostre riunioni cioè sono aperte a tutti, i convegni che facciamo sono aperti a tutti. Però vede, Presidente, il problema è saperlo. Arrivare a questa persona che magari non riesce a uscire di casa perché non ha il trasporto, accompagnarla a queste riunioni, perché a queste riunioni, con questo che lei sta facendo, si combatte la solitudine. Non sono più sola, apprendo, riesco a capire, ecco, magari sono erudita ma non so quella cosa e lei me la fa conoscere, ma se partecipo. Ecco, è così difficile. Lei come vede la situazione, Presidente, di questa solitudine che mi preoccupa molto dei diversamente giovani? Sì, allora un po' secondo me è dovuta al fatto che manca appunto una rete sul territorio per capire chi sono e per comunicare con loro. Se ci sono dei parenti, dovrebbero essere questi parenti, figli, nipoti, che segnalano questa solitudine, perché è una solitudine, insomma, e non occorre arrivare a 90 anni, si può essere soli anche a 60 anni. Pur non essendo, diversamente giovani, a 60 anni uno è ancora oggi, con le leggi di oggi, nel pieno del lavoro, quindi non possiamo parlare di anziani. Però ecco, segnalare, e poi c'è anche un po', forse un po' di pigrizia, ecco, oppure addirittura, sa cosa ho trovato? Come un qualche cosa di un senso di inferiorità, che non è assolutamente vero. Tu non hai una grande istruzione a livello scolastico, però hai esperienza. Portaci la tua esperienza, questo è fondamentale. Insomma, c'è gente che ha visto la guerra, quindi per quello ho detto che l'erudita è importante, che è fondamentale. Abbiamo Paola da Padova. Ciao Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e tutti quelli che sono in ascolto. Allora, ben venga il volontariato del quale ho fatto parte fino a che ho avuto fiato per tutta la vita, però come dicevi tu Mirella, purtroppo è troppo scollegato e qui bisognerebbe, non so come naturalmente, mettere rimedio, perché così i servizi a chi ne ha bisogno non arrivano. Poi un altro punto, non dico del volontariato, ma qui il sindacato. Allora, muore il coniuge, 2.000 euro di pensione, dopo 6 mesi della pensione, alla coniuge rimasto gli resta poco più della metà, 1.000 euro circa, ammalato, solo, praticamente alla fame. Quei 1.000 euro che vengono praticamente detratti di soldi versati, di soldi sudati e versati al mese, sarebbero la manna, che sono soldi suoi, perciò li derubiamo questi anziani, giusto? Li derubiamo di soldi versati e li lasciamo soli, ammalati e in miseria. Un'altra cosa, dottor Lorenzoni, purtroppo qui lei saprà che a Padova c'è il disastro per questo tram, un taglio di alberi indiscriminato, assurdo. Quindi quando è stato dato l'ok, lei faceva parte della giunta, se non sbaglio, e non si è reso conto di che razza di disastro ambientale andava incontro Padova. Non credo che il tram possa compensare questo inquinamento togliendo tutti questi alberi. E un'altra cosa, dottor Lorenzoni, la ringrazio molto perché è stato molto di parola quando io mesi fa in questa trasmissione le ho fatto notare di questo caso, non per me, che non chiedo nulla per me, per un'altra persona al quale io comunque do un aiuto, però è al di sopra di queste forze. Lei ha detto che se ne sarebbe occupato, che mi avrebbe chiamato, nonostante i 3 messaggi che le ha mandato alla Mirella, naturalmente lei non ha chiamato. Grazie mille per la sua serietà, grazie per l'opportunità, buona giornata a tutti. Prego, professor Lorenzoni. No, io mi dispiace per la signora Paola, se non l'ho richiamata, ma non ho ricevuto nessuna sollecitazione e quindi faccio fatica a ricordare quale fosse l'oggetto della sua richiesta, ma se chiedo alla signora Mirella mi mandi la richiesta della signora Paola, perché io non l'ho ricevuta,
e senz'altro me ne faccio carico, ci mancherebbe. Mettere in dubbio la mia serietà, la pregherei di essere più attenta. Sul tram è vero, sono stati sacrificati degli alberi, però io le faccio presente che in via Gli Appelli, dove c'è il cantiere in questo momento, ci sono gli alberi, abbiamo fatto fare specificamente il progetto senza l'alimentazione aerea proprio per preservare gli alberi. Quindi noi abbiamo, diciamo così, costruito un progetto ad hoc per minimizzare il taglio degli alberi. E in aggiunta abbiamo anche assicurato che il numero di alberi piantati sia di un numero decisamente superiore rispetto a quelli che sono stati tagliati. Per cui ecco, è un ambiente che ovviamente viene trasformato, ma l'attenzione al verde c'è stata, c'è, ci sarà, e voglio far presente che il tram toglierà dalle nostre strade un numero di macchine veramente molto elevato e questo porterà dei benefici alla qualità dell'aria assolutamente non discutibili. Per cui mi rendo conto che in questo momento c'è un disagio, ci sono delle opere che sono impattanti perché il traffico in questi giorni è disastroso a Padova, però una volta terminato il lavoro, ed è uno dei progetti del PNR e anche la nuova linea su cui non sono ancora partiti i cantieri, ma a giugno del 26 dovranno essere completati, la città di Padova avrà una qualità della vita decisamente migliore rispetto a quella precedente a queste opere. Per cui ecco, io sono veramente confidente. Dispiace tagliare anche un ramo di una pianta e si cerca di evitarlo. In alcuni casi questo è indispensabile, però ecco, andando a vedere quello che sta accadendo e la quantità di alberi piantati, la città di Padova nei prossimi anni avrà una capacità di assorbire CO2 molto maggiore che in precedenza, perché gli alberi sono nella fase di crescita e assorbe molto di più un albero giovane che non un albero, diciamo così, che ha raggiunto la sua piena maturità. Ma soprattutto non ci saranno le auto che emettono localmente, non c'è solo il tema della CO2 che è un gas che ci sta creando dei problemi a livello globale, ma ci sono le polveri che sono una minaccia molto grande soprattutto per le persone fragili, i bambini e i diversamente giovani come li chiama Mirella. Però, professor Lorenzoni, quando abbiamo sentito dei fondi del PNRR con i progetti PNR, che sono un'altra cosa, c'era il sociale al primo posto. Cioè si era orientati che questi fondi servissero per il sociale. Allora, a un certo punto... Anche per il sociale. Anche, ma soprattutto per il sociale, era i primi punti. Certo che sono serviti per il sociale, però sono serviti per il sociale per fare delle strutture che a molti in questo momento, visto i numeri che abbiamo, mancano infermieri, mancano medici, chi se ne può fregare del letto d'oro o d'argento? Io voglio un bravo medico e una squadra che mi curi bene. Si è puntato molto alle strutture, al cemento, più che ai servizi alle persone. Allora noi sentiamo continuamente parlare di strutture, di ferro, di metallo, di fotovoltaico, di cemento e poi non sentiamo parlare, oppure Martina Varini, questa mamma che ho avuto prima di Leonardo con questo ragazzo che ormai l'ha detto lei è un vegetale, che deve pagarsi tutto perché nessuno la supporta. Addirittura anche l'ha detto pubblicamente, è stato trattato male mio figlio all'ospedale, l'ha detto lei, poi si vedrà. Capisce che abbiamo una popolazione diversamente giovane che anche con patologie, che avrebbe bisogno di servizi alla persona e forse di meno cemento, di meno storie che andiamo nella luna, ma più risposte immediate. Professor Lorenzoni, lei è un uomo anche di cultura, la cultura è anche questa, avere la sensibilità di capire che in questo momento non devo fare la piazza o il fotovoltaico, ma devo aiutare a crescere le RSA, visto le liste d'attesa che abbiamo, ma di RSA non se ne parla o pochissimo. Dove stanno andando questi fondi del PNRR? Perché non c'è ancora trasparenza su quello che si fa. Prego.
No, allora non sta a me difendere il PNR, però dobbiamo chiarire, perché sennò generiamo confusione in coloro che ci ascoltano. L'ho chiamata apposta. I fondi del PNRR, ecco, i fondi del PNRR sono stati destinati ad investimenti e non possono andare a coprire spesa corrente. La spesa corrente sono le spese operative, le spese per pagare i servizi, le spese per pagare gli stipendi delle persone. Questi non possono essere coperti dai fondi che l'Europa ha messo a disposizione. Io ricordo 89 miliardi a fondo perduto e complessivamente 230 miliardi per finanziare investimenti che creino, diciamo così, infrastrutture per il Paese. Quindi questo è un finanziamento molto particolare, fatto una tantum, ricordo con un debito condiviso per la prima volta nella storia da tutti i paesi europei, e l'Italia è il paese che ha avuto più finanziamento pro capite rispetto a tutti gli altri paesi dell'Unione, e quindi hanno una destinazione molto molto mirata. Per questo si fa il tram a Padova, si fanno altre infrastrutture nel paese. Perché non si sono fatte le RSA che mancano? Perché non si sono fatte, Presidente, scusi professore, ma glielo devo dire, poi voglio sentire anche le case per le famiglie, e non solo appartamenti di lusso, perché non si costruisce più per le famiglie. Anche queste sono strutture importanti che mancano. E come mai non si fanno queste ma si va tutta da un'altra parte? Presidente, lei cosa vuole dire? Io dico che le RSA sono fondamentali, perché con la popolazione che invecchia sempre più, abbiamo sempre meno giovani e sempre più anziani, dove pensiamo di andare? E certamente che servono, e serve anche del personale competente che segua, e non parlo soltanto di medici e infermieri, ma anche assistenti sociali, animatori. L'animatore è quello che ti prende al mattino e ti fa trascorrere la giornata in base ai tuoi interessi. Ma chi se ne frega del tram se abito al quarto piano e non ho l'ascensore e sono anziana e malata e nessuno viene a prendermi? È questo che non riesco a capire, perché il business è da un'altra parte. Ecco, in poche parole, ci riesce a spiegare, Presidente della Colletta, cosa vuol dire Vittorio Veneto Ebraica? Sì, sono fondatrice e presidente di Vittorio Veneto Ebraica e abbiamo cominciato a lavorare nel 2016, ci siamo accorti che c'era molto interesse e abbiamo fondato l'associazione nel 2019. Noi ci occupiamo soprattutto di due momenti nell'anno: la giornata europea della cultura ebraica, che cade in settembre ed è europea, partecipano quasi tutti i paesi, e poi il giorno della memoria, il 27 gennaio. Ecco, noi facciamo cultura, facciamo musica, facciamo film, presentiamo libri, conferenze, eccetera. Io personalmente poi vado anche nelle scuole a parlare nel giorno della memoria, mi chiamano sempre più spesso, per far conoscere ai giovani questa pagina di storia. Noi ci occupiamo della storia di Ceneda. Ceneda ha avuto per 400 anni una piccola comunità ebraica che ha raggiunto al massimo un 50 persone di presenze di cittadini italiani di religione ebraica, perché stiamo parlando di italiani di religione ebraica. Anche perché qui c'è molta confusione, sembra che vengano da chissà dove, no? Questi sono italiani, no? Noi abbiamo una religione maggiore che è quella cristiana, ma abbiamo anche la religione ebraica che era qui prima, ai tempi dei Romani. Quindi sono arrivati con i Romani, quindi voglio dire è antichissima, no? Ecco, basta conoscerla però, basta Presidente. conoscerla. Noi ogni anno parliamo di pagine di storia ebraica, parliamo di cultura, di tradizione e soprattutto appunto Professor Lorenzoni, come ci saluta? Che messaggio vuole dare questa mattina? Prego. No, io la ringrazio e saluto. Ecco, torno sull'RSA perché mi sembra che non ce ne si voglia occupare. È un tema importantissimo, però non dobbiamo confondere l'investimento nell'infrastruttura con i servizi. Purtroppo il fatto di realizzare delle opere è una cosa importante per alcuni, è meno importante per altre persone. Questo non vuol dire che non ci si impegni anche per dare risposte
ad altre persone. Per cui ecco, non è che si possa dire stiamo sbagliando la nostra attività perché andiamo a fare le infrastrutture. Le infrastrutture hanno un loro percorso, la risposta ai cittadini sui bisogni, soprattutto delle persone anziane, è un altro, e su questo noi ci stiamo veramente impegnando qui in Regione. Dico una cosa, la riforma delle RSA, le cosiddette IPAB, d'accordo, è prevista da una norma nazionale del 2024 anni fa, e ancora la Regione Veneto non ha legiferato per regolamentare queste. Abbiamo terminato, professore, ma ritorneremo sull'argomento perché mi sta molto a cuore. Io ho avuto i presidenti dell'RSA che hanno detto la Regione deve investire di più, non ce la facciamo più, i soldi dove vogliono si trovano, allora trovateli anche per queste realtà che non possono aspettare in eterno che qualcuno legiferi nella maniera giusta. Grazie, grazie, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Zuppa di vongole come da Paraggi. All'estremità della baia di Paraggi si trova un castello. Se ne fa risalire la costruzione al 1626, al fine di difendere la baia di Paraggi e la vicina insenatura di Portofino, e si sa che fu occupato dai francesi nel 1812-1814. Ingredienti per 4 persone. 1 chilogrammo di vongole, 2 pomodori maturi tagliati a pezzetti, 4 filetti di acciuga, 2 spicchi di aglio tritato, 2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato, 10 grammi di burro, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, mezzo bicchiere di vino bianco secco, 4 fette di pane abbrustolito, sale e pepe. Tagliuzzate a pezzetti piuttosto piccoli l'aglio e il prezzemolo. In una padella alta mettete a soffriggere l'olio con il trito di aglio e prezzemolo. Lasciate prendere colore. Aggiungete le vongole, che avrete tenuto a bagno con un cucchiaio di sale per qualche ora per far perdere l'eventuale sabbia. Lasciate cuocere qualche minuto e versate il vino. Fate evaporare. Unite la polpa dei pomodori, spolverizzate di pepe e lasciate che le vongole si aprano, mescolandole spesso. In una padella sciogliete il burro nel quale friggerete le fette di pane. Nel piatto di portata qualche fetta di pane soffritta nel burro e ricopritele con le vongole e il loro sugo. E buon appetito!